Ciao Andrea, buonasera a tutti, ben trovati. Come siamo per queste formazioni, Vito? Sono delle novità importanti rispetto all'ultima vista? Sì, assolutamente sì, anche da una parte e dall'altra. I due tecnici hanno cercato di muovere le carte per tentare di dare un pretesto, una scossa, la possibilità di pensare che qualcosa possa cambiare anche semplicemente spostando un uomo o due, cosa che non sarà assolutamente una cosa scontata, ma sta di fatto che poi le formazioni sono quelle che parlano di giocatori nuovi. Nella Salernitana, ad esempio, anche il portiere è stato rivisto rispetto a quello che era il portiere annunciato. Nel Cagliari invece scuffette il portiere, la difesa è composta da Goldaniga, Dossena e fa presenza Augello, quindi Augello dovrebbe essere il terzo di difesa, ma è molto probabile che sia il quarto, quello a sinistra, perché a centrocampo ci sono Zappa, Macumbu, Prati, e qua iniziano le sorprese perché ci sono anche delle novità. De Iola e Mancosu, la truppa sarda, soprattutto De Iola soprattutto Mancosu, una grande sorpresa perché praticamente è subito in campo, e anche la coppia d'attacco è assolutamente sorprendente perché due giocatori che fino a poco tempo fa erano un'alternativa l'uno all'altro in questo caso sono insieme in campo, e si tratta di Oristanio e Luvumbo che veniva dato un po' acciaccato, non in perfette condizioni, che invece va a prendere il suo posto in campo, e non ci sarà né Petagna né Sciomuro né Pavoletti tra i titolari, quindi si rinuncia all'artiglieria pesante e si punta molto di più a una squadra snella che sappia anche correre, che sappia agire anche in contropiede all'occorrenza. Sì, una squadra che quindi ridisegnata, nuova, prova ad andare a trovare i primi 3 punti di questa stagione, i primi 3 punti che non sono arrivati nelle precedenti, ma che si tenterà di fare oggi a Salerno. Una partita, tra l'altro, Vito, anche parecchio importante dal punto di vista emozionale per il Cagliari, ma anche per i salernitani, perché c'è una rivalità abbastanza accesa. Sì, una rivalità che fa capo a dei duelli che sono intrecciati, diciamo, soprattutto negli ultimi 20 anni, negli ultimi 25 anni, che hanno caratterizzato un po' il destino di Salernitana e Cagliari tra B e A. In precedenza, fino a questi scontri che sono nati soprattutto a fine anni 90, diciamo che non c'era questa grande rivalità, era una cosa un po' scontata che il Cagliari andasse a vincere sul campo della Salernitana. Oggi non è più così, e di fatto molte volte i due destini sono incrociati, e l'ultima volta è stato proprio in Serie A, quando il Cagliari poteva agguantare la salvezza visto che la Salernitana perdeva nettamente in casa, e invece non furono in grado di andare oltre il pari nella gara di Venezia, cosa che non gli ha permesso il sorpasso e la permanenza nella Serie A. Ora si ritrovano 2 anni dopo e si ritrovano in una condizione di classifica che è proibitiva per entrambi. La Salernitana è penultima e ha già giocato con squadre della sua stessa stazza, il Cagliari è ultimo con un solo punto in meno rispetto alla Salernitana, ma con l'idea che il suo campionato debba essere un campionato a 4, cioè l'obiettivo è mettersi 3 squadre alle spalle, e in questo momento è facile pensare che queste 3 squadre da mettersi alle spalle siano l'Udinese, che ha pareggiato sia con la Salernitana sia con il Cagliari, l'Empoli, che ha vinto con la Salernitana, e la Salernitana appunto che oggi si affronta. Speriamo che il Cagliari riesca in questa impresa. 2 squadre alla ricerca di vittoria, alla ricerca di punti. Franci, abbiamo anche un riepilogo degli ultimi risultati di entrambe le compagini. Esatto, nella guida al campionato abbiamo i precedenti in Campania di Salernitana a Cagliari, vediamo l'ultima gara nel 2022, abbiamo il pareggio in Serie A, poi nel 2015 un 0-2 per il Cagliari, nel 2003 3-2 per la Salernitana, ancora nel 2002 un 1-2 per il Cagliari, e nel 2001 1-0 per la Salernitana. Sì, questi precedenti tra l'altro animosi, come detto. C'era stata in Serie B nel 2015 la protesta all'andata per l'esultanza di Tejo sotto la curva della Recchi, che poi aveva portato all'espulsione dello stesso Tejo e di 2 componenti della squadra campana, e poi nello stesso ritorno, quando il Cagliari aveva vinto la partita contro il Bari in trasferta per assicurarsi il ritorno in Serie A, si è andata a festeggiare in casa proprio contro gli Amaranto, che oggi si ritrovano per cercare un'altra svolta anche in questo campionato del Cagliari. Vito, un ritorno di Goldaniga, ci si affida un po' all'esperienza, alla coppia già provata l'anno scorso in Serie B insieme a Dossena per guidare le cose un po' più in sicurezza, direi. Sì, assolutamente sì, ci si affida
a giocatori che sono un po' di esperienza, ma dobbiamo dire che dall'altra parte a livello di età non scherzano, perché sono stati tenuti fuori anche dall'altra parte tutti più giovani. Pensa che anche il portiere è più giovane, nel senso che Ochoa ha 38 anni e Costile, che è il titolare della Salernitana, ne ha 36. Leggiamo la formazione della Salernitana con Costile tra i pali, Mazzocchi, Giomber e Fazio e Bradaric sono i titolari in difesa, con Federico Fazio che anche lui non è giovanissimo, 36 anni, 31 ne ha Giomber, 28 ne ha Mazzocchi. A centrocampo c'è Koulibaly, 27enne, e poi ci sono Castagnos e Maggiore, due giocatori che Inzaghi conosce e preferisce a Boinen e Legoschi, e poi c'è il 36enne Candreva davanti con Cabral e Dia, che sono i due giocatori da tenere d'occhio, perché sono anche i giocatori per i quali ha speso parecchio la Salernitana in questo mercato, andando addirittura in passivo, a testimoniare il fatto che le ambizioni da parte della Salernitana erano di tutt'altro spessore dopo un buon campionato, quello dell'anno scorso, in cui si era tenuta sempre distante da quelle che erano le zone basse della classifica. Sì, una Salernitana che quindi deve ritrovare anche un po' quel ritmo che l'anno scorso anno l'aveva condizionata, aveva fatto esprimere un ottimo livello di calcio. Ci scrivono in tanti al 340 5186 036, c'è scritto Manuel da Cagliari con il suo Forza Cagliari. Ci scrive invece Dino Dall'Odi: si torna al 4-3-1-2, secondo me è il modulo che preferisco, speriamo bene Forza Cagliari. Effettivamente, come avevi preventivato Vitto, nonostante la disposizione data dalle linee ufficiali, sarebbe più logico appunto il ritorno al 4-3-1-2 con magari un Mancosu adattato anche a falso 9 nella sua nuova posizione, anzi la sua costante posizione, ma magari in un nuovo obiettivo, in un nuovo scopo. Addirittura potrebbe essere un 4-3-2-1 con Mancosu e Oristanio a ruotare intorno a Luvumbo, un po' colui che può far esplodere la difesa della squadra salernitana. Pensate Fazio che insegue il Luvumbo, mi viene in mente la storia del diavolo che insegue il maialino, cioè nel senso che è difficile da prendere per uno come Fazio, che è alto 1 e non ne posso più, rispetto a Luvumbo che invece è tutto scatto e velocissimo ed è difficile anche da prendere con le braccia. Secondo me, se Fazio tenta di prenderlo per il corpo, finisce per prenderlo per il collo, per la difesa d'altezza che c'è. Quindi secondo me è un mezzo distruttivo ha messo là davanti, una dinamite per far esplodere la difesa della Salernitana, contando poi sulla classe di Oristanio, che è una classe che si perde sulla tre quarti, o almeno finora si è persa sulla tre quarti, ma soprattutto sulla classe di Mancosu, che noi conosciamo bene e del quale dobbiamo sperare che sia nella migliore condizione, perché improvvisamente in campo, dopo essere stato per lunghissimo tempo fuori, ha subito un'operazione, ha ripreso piano piano, lui che deve comunque gestire molto bene i suoi recuperi, e adesso è certamente il giocatore che ti può dare fantasia, oltre che quello che ti dà sia personalità dal punto di vista dell'identità della squadra, e poi è anche uno che sa segnare, lo abbiamo visto nel passato. E quello è quello che forse conta anche maggiormente in questo inizio di campionato per un Cagliari che proprio da quel punto di vista ha avuto difficoltà, nonostante alcune partite siano state giocate comunque con ardore, con grinta, e ci siano state anche delle occasioni, ma poi effettivamente si è riusciti a bucare la porta avversaria solamente grazie a Zito Luvumbo, e finora è stato lui il mattatore assoluto da questo punto di vista. Ci scrive anche Luigi al nostro 340 5186 036, cioè ragazzi speriamo bene Forza Cagliari, davvero Luigi, bisogna sperare, perché con questa partita si decide tanto del cammino, anche dell'entusiasmo, perché c'è stato un po' un lascia passare per questo avvio di stagione, viste le tante squadre importanti affrontate, ma qui contro una Salernitana in crisi che anch'essa ha delle difficoltà dobbiamo andare a far vedere la vera identità di un Cagliari che finora ha raccolto troppo poco. Vitto, come ti aspetti sia all'inizio di partita? Poi vedi un Cagliari subito aggressivo sul portatore di palla avversario, o pensi ci sia comunque quella staticità da match con tanto in palio? Ma io credo invece che l'aggressività la mette in campo la Salernitana, che deve avere fretta, perché la differenza dal punto di vista emotivo sta proprio in questo, il fatto che il Cagliari comunque è una società che arriva dalla Serie B e che quindi
pur non andando bene ha un entusiasmo che può essere contenuto, diversamente dalla Salernitana che viene da un buon campionato di Serie A e si ritrova nella medesima condizione della squadra cagliaritana. Quindi in questo momento certamente l'entusiasmo è maggiore a Cagliari, malgrado ormai la dicotomia abbia diviso un po' i tifosi, mentre a Salerno diciamo che è uniforme la delusione, e quindi c'è annunciata poche persone allo stadio, parecchio scoramento da parte dei tifosi, clima da contestazione se le cose non dovessero andare bene, insomma un po' il clima che avevamo trovato anche nell'ultima occasione che tu hai citato, o meglio nella penultima occasione che hai citato con Teglio e via dicendo, che peraltro mi misero al centro anche di una polemica con una bella signora salernitana che di signora aveva l'aspetto, nel comportamento non era stata proprio eccelsa in quel caso, e fece nascere una polemica perché secondo lei non avrei dovuto gioire ai gol del Cagliari e non avrei dovuto difendere anche il comportamento di Teglio, che era stato un comportamento certamente ingenuo ma non provocatorio. La provocazione era stata accolta come pretesto proprio perché la partita stava andando decisamente male per i padroni di casa. È proprio così, in linguaggio moderno la chiameremo Karen, in termini giovanili è proprio la signora un po' che annoia gli avversari su questioni diciamo discutibili per quanto riguarda appunto l'offesa. Andiamo a vedere gli altri match che si giocheranno in questa giornata. Si è giocata a mezzogiorno e mezza la partita tra Roma e Monza, terminata sull'1-0 per la Roma, gol di El Shaarawy nel finale, decisiva l'espulsione alla fine del primo tempo da parte di D'Ambrosio per il Monza, che ha lasciato infatti la squadra lombarda in 10, stava riuscendo a tenere bene ma poi la Roma ha trovato lo spunto vincente. Bologna-Frosinone, l'altro match che si gioca alle 15 in contemporanea con Salernitana e Cagliari. Atalanta-Genoa invece è il match delle 18 e chiude la giornata di oggi il big match di giornata, quello tra Milan e Juventus. Grande attesa per questo incontro, con il Milan in estrema emergenza, che dovrà difendersi da una Juventus non eccelsa nelle ultime uscite ma che comunque fa paura con le sue certezze in attacco. Domani si giocano altre due partite, Franci, si gioca Udinese-Lecce e Fiorentina-Empoli, che concluderanno quindi la partita. Noi vi terremo aggiornati con tutto il resto delle statistiche, ma andiamo a vedere quelle tra Salernitana e Cagliari. 29 precedenti tra le due compagini, dove sono arrivate 13 vittorie rossoblu, 7 pareggi e 9 sconfitte. Il trasferta, il bilancio è di 15 match, 5 vittorie per i sardi, 2 pareggi e 8 per i campani. L'ultima vittoria rossoblu, come detto, è arrivata in Serie B all'ultima giornata con il 3-0 col 3-0 Salamon, Giannetti e Sau. Con Vito, te lo ricordi quel gol di Salamon? L'avevi predetto con la sfera magica, giusto? Sì, l'avevamo annunciato, ma allora oggi avevo una bella vista, andavo oltre, quindi riuscivo a vedere anche quello che ancora non era successo. Ora mi limito a tentare di commentare quello che vedo, quindi solamente questo. No, purtroppo con gli anni la sfera magica viene a mancare. Ci sta, bisogna vedere. Magari oggi si sblocca Dossena, che è quel giocatore oggi si sblocca Dossena, ma non lo dico perché poi è un periodo che scaramanticamente devo trovare chi è chi vostra l'Umbra, perché non è che stiano andando molto bene le cose. Devo dire che secondo me c'è qualche ISP in giro che mi sta torturando, devo identificarlo per farlo fuori. Sa Gugurra, bisogna trovarla subito e metterla da parte. Detto questo, non mi sbilancio proprio per questo, perché non vorrei poi che alla fine Dossena lo cito e per effetto della negatività che sto subendo finisce per subire qualcosa. È meglio evitare, quindi mi aspetto un gol in più del Cagliari in genere, indipendentemente da chi lo segna, potrebbe segnare chiunque, magari ecco uno che non dovrebbe giocare, Pereiro, entra Pereiro che è mio amico sfigato quando lo sono io in questo periodo e magari riesce a essere lui. Sai com'è il discorso? Viola scaccia viola. Ti ricordi quando si giocò, mi pare, a settembre e si giocò di 17 contro, adesso non mi ricordo quale squadra, e Cellino invitò tutti ad andare con qualcosa di viola per scacciare la sfortuna che era già nell'aria. Quindi sfortuna scaccia sfortuna. Assolutamente fantastico come ricordo questo di Vito. Vito, ci siamo, ci salutiamo, ci sentiamo tra pochissimo per la cronaca diretta. A tra poco. E noi ci prepariamo alla partita tra Salernitana e Cagliari, sperando di raccontare un ottimo match, ma intanto lasciamo un attimo spazio ai nostri sponsor e torniamo subito.
Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brutto metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis, Cantina Santati, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Santati, training sponsor Cagliari Calcio. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. S'alza il vento sulla terra, soffia picca rosso e blu, di corazze di quattro mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliari la nostra patria, Cagliari sei rompo e fala, e la mia squadra rango in più e lotterà. Castello canterà. Il nostro fantastico inno ci introduce al match tra Salernitana e Cagliari che è iniziato qualche minuto or sono. Le due squadre si danno subito battaglia in un pomeriggio salernitano soleggiato in cui appunto ci sarà anche un bel livello di temperatura. Sarà veramente difficile per entrambi giostrarsi in questa partita, ma entriamo subito alla Rechi tramite la radiocronaca del nostro Vittorio Sanna. Siamo al terzo minuto del primo tempo, 2:35 per la precisione, col pallone portato avanti dalla Salernitana. Attenzione all'attacco nel settore di destra, il tocco all'indietro per Candreva, il cross, il colpo di testa a spazzare via, in questo caso da parte di Goldaniga che mette fuori. Si complimenta con lui Scuffetto e calcio d'angolo quindi per la Salernitana. Inizio della partita con le due squadre che si studiano, qualche trama interessante da parte dei padroni di casa che battono corto, ma arriva un secondo pallone in campo, quindi si andrà a ripetere probabilmente il calcio d'angolo, un pallone mandato dal
raccattapalle, si lamenta di questo Candreva con il ragazzo e verrà scodellato il pallone, mi pare da Chiffi, e non fatto ribattere il calcio d'angolo. Quarto minuto del primo tempo, Chiffi che va a scodellare, il Cagliari che si allontana con Candreva che viene invitato, va a invitare Dossena a indietreggiare, l'arbitro che si avvicina, avrebbe dovuto far ribattere il calcio d'angolo che ha fatto prima. Pallone per Candreva, il controllo, deve spostare il pallone sul sinistro, appoggia all'indietro, poi passaggio in profondità, è rimasto solo, attenzione, un giocatore della Salernitana, il cross, il colpo di testa a spazzare via da Goldaniga, ancora insiste la squadra padrona di casa con il tentativo da fondo di Mazzocchi, pallone intercettato dal Cagliari con Luvumbo, ma c'è anche il fallo di Luvumbo e quindi il calcio di punizione per la Salernitana. Dopo una fase di studio sono i padroni di casa che tentano di aggredire la squadra rossoblù, qui Mazzocchi tentava di andare via, in un primo momento aveva retto la botta di Luvumbo che poi ha fatto un fallo che forse poteva anche evitare, perché da quella parte poteva certamente chiudere meglio sul tentativo d'attacco da parte di Mazzocchi. Quinto minuto iniziato da qualche secondo, calcio di punizione per la Salernitana, una sorta di corner ma dentro il campo, 5-6 metri dentro il campo. Candreva ancora una volta che si avvicina per tentare di combinare con il suo compagno, sarà Candreva probabilmente a battere, è rimasto però anche l'altro giocatore che non identifico da questa posizione, tutto pronto, finta il cross il primo, batte invece il secondo e Candreva, pallone fuori area, raccolto ancora dalla Salernitana, il tentativo col sinistro da parte del giocatore che è andato a concludere, si trattava probabilmente di John Berr, pallone che ha attraversato dallo specchio della porta e si è perso direttamente sul fondo alla sinistra del portiere, con Scuffetti che adesso aspetta che il pallone torni, ed ecco di quello che si parlava molte volte a Salerno, è difficile giocare non solamente per quello che c'è in campo ma anche per quello che c'è fuori. Quinto minuto che sta arrivando, anzi è arrivato in questo momento, Scuffetti che desiste dal servire i suoi compagni, Mancoso che si arrabbia particolarmente per il tempo che si sta perdendo, con nel frattempo Ranieri che dà delle indicazioni, pallone calciato male da Scuffetti direttamente in fallo laterale, la rimessa in gioco sarà quindi in favore della Salernitana. Sesto minuto che sta scorrendo, ecco che la palla viene messa in gioco all'altezza della linea centrale del campo, nel settore di destra è ancora una volta Mazzocchi che se ne occupa, aspetta il movimento dei suoi, non ha particolare fretta, è più ansimante di Inzaghi in questo caso, pallone reso con Mazzocchi che non controlla, passa la rimessa a favore del Cagliari con De Iola che desiste dal servire direttamente lui, da Augello che riparte dalla linea di difesa col fraseggio tra Dossena e Goldaniga. Siamo al minuto numero 6, il punteggio è 0-0 alla Recchi di Salerno, la linea torna allo studio. Sì, è partita così la partita, un match teso dove si sono visti anche già qualche errore in cui si sta cercando di far partire le frecce del Cagliari. In questa avvio abbiamo altri campi collegati quest'oggi, mentre si gioca il match del Cagliari, si gioca anche in Olanda con l'Eredivisie, Excelsior Zwolle 0-0 ma il Twente 2-0 in trasferta sull'Heracles. Sono iniziate le partite anche in Ligue 1, l'unica che si è sbloccata è quella tra Lille e Brest con il vantaggio dei padroni di casa per 1-0, intanto Bologna e Frosinone continuano a pareggiare 0-0. Franci, una partita attesa, cosa ti aspetti da quest'oggi? Ti aspetti una reazione del Cagliari o avrà comunque delle difficoltà in trasferta contro una squadra molto vocale con uno stadio altrettanto? Ma io credo sarà una partita abbastanza delicata quella di oggi. Abbiamo comunque due squadre che si trovano, una all'ultimo e una al penultimo posto, quindi due squadre che cercano di dimostrare di cercare una svolta, quindi dimostrare un bel cambio di marcia, che è questo che cerca non solo la squadra ma anche i tifosi che lo richiedono sia al Cagliari che alla Salernitana. Diciamo che due squadre della stessa portata, quindi secondo me entrambe cercano di fare partita e cercheranno di farla. Abbiamo visto già un avvio abbastanza importante. Sì, si sta provando a innescare, come detto, le ali del Cagliari, Oristano e Luvumbo, che tra l'altro fraseggiano molto bene. Qualche minuto fa Oristano con un lancio sul nazionale angolano che ha stoppato molto bene il pallone, ha puntato l'avversario mettendo in mezzo il cross, dopo una ribattuta purtroppo Makumbu non è riuscito a girare in porta e palla che si è persa sul fondo, ma Cagliari che ci tenta anche con questa scelta nuova del portiere. Devo dire essere abbastanza sorpreso, perché
Ochoa comunque stava giocando bene, magari qualche problema fisico per il nazionale messicano che probabilmente avrà partecipato anche alle ultime chiamate. Costil è un portiere che ha giocato in passato in Ligue 1, se non sbaglio era il portiere del Bordeaux, gli anni in cui il Bordeaux non stava facendo malissimo, aveva anche vinto qualche premio come portiere del mese, lo ricordo circa un 6-7 anni fa, era un nome abbastanza chiacchierato. Intanto cambia il risultato nell'altra partita di Eredivisie, quello tra Excelsior e Zwolle, 1-0 dei padroni di casa che quindi si portano in vantaggio. Noi vi abbiamo detto prima, seguiremo anche la Spagna, la Liga con Las Palmas contro Vallecano, minuto al 49esimo, ancora il risultato di 0-0. Franci si sbaglia molto in questi ultimi minuti da una parte, ma soprattutto dalla parte della Salernitana. Esatto, vari errori nei primi minuti, non capisco ancora qual è diciamo l'andamento di questa partita, di questo inizio, ma come ogni partita, come abbiamo visto Andre fino ad oggi, lo sblocco arriva un po' più tardi, quindi vediamo un po'. Tra l'altro il Cagliari ha fatto anche una grigliata con il mister, quindi dimostrerà di essere una squadra più compatta oggi, più unita. Speriamo. Poi tanti sudamericani, quindi la grigliata unisce un po' tutti i cuori, esatto. Asado, tutto quello che ci si può aspettare da una cultura che comunque si avvicina molto anche alla nostra. Perché in settimana cos'era, Franci? Perché hanno fatto questa grigliata? È il compleanno di Mister Ranieri. Compleanno di Mister Ranieri, che quindi grandissimo traguardo con il nostro mister che ha compiuto gli anni. Speriamo si possa regalare una vittoria in quelli Salerno. Intanto vi abbiamo segnalato che c'è un cambiamento nella formazione che vi abbiamo letto precedentemente, perché non c'è Zappa bensì Nandez che gioca esterno. A questo punto sia al 3-5-2 più che alla difesa 4, con praticamente Nandez e Augello sulle fasce, forse De Iola che dà una mano. Bisogna capire bene come si è disposto il Cagliari. Sicuramente i ranieri sta cercando di essere imprevedibile anche nei confronti di Inzaghi. Se Inzaghi aveva la carta della sorpresa, visto che è la prima sulla panchina della Salernitana, Ranieri ha tentato il colpo di coda cercando di appunto andare a impensierire le sicurezze del mister degli Amaranto. Ci scrive al 340 5186 036 anche Alessio col suo Forza Casteddu. Giacomo dalla Germania invece il Forza Cagliari è quello che diciamo tutti speriamo oggi di poterci regalare un risultato positivo. Intanto Andrea da Padova ci scrive: buon Gesù, fai che Nandez terzino sia proprio l'intuizione di cui avevamo bisogno. Forza Casteddu sempre. Nandez terzino, devi sapere Franci, sto provato in settimana in nazionale, c'è stata la partita tra Brasile e Uruguay, risultato finale di 0-2 per appunto l'Uruguay, con Brasile bello arginato, Nandez che ha agito come terzino in marcatura su Vinicius Junior, uno dei giocatori più difficili da marcare nel panorama mondiale fino in questo momento, ed ne è uscito vincitore, quindi ottima prestazione per Nandez. Speriamo possa poi riportare questo entusiasmo anche oggi. Lo vedi carico, Franci? Secondo me ne arriva bello carico e può solo che fare bene oggi. Già aveva fatto meglio bene anche nelle precedenti partite, no? Era stato uno comunque dei protagonisti, quindi oggi possiamo solo che vedere cose belle, secondo me. Intanto vediamo chi è l'arbitro dell'incontro, chi è che dirige con il suo fischietto i giocatori in campo. Arbitro del match è Daniele Chiffi dalla sezione di Padova, 35esima direzione della massima serie. Ha diretto il Cagliari in 8 incontri, qui sono arrivati 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. L'ultima vittoria è stata ottenuta nella scorsa stagione contro il Brescia per 2-1, gol di De Iola e Luvumbo che sono bastati nonostante la rete tardiva di Oitzer. L'ultima e unica vittoria in Serie A sotto la sua direzione è arrivata nell'ottobre del 2019 nel match casalingo contro la Spal. Invece l'unica in trasferta è stata proprio nel 2016 il 3-0 di Bari che valse la promozione. Intanto arbitro che ha subito il suo bel da fare, perché qualche minuto or sono si stava iniziando a beccare Luvumbo e Candreva, Franci. Ho visto mani in alto, cioè stavano giocando a manina, quella scaccia a mano, giusto? Sì, non capivo che gioco, però sì, animi caldi, l'abbiamo detto, poi questa trasferta è particolarmente sentita e quindi anche ai giocatori in campo gli è stato probabilmente trasmesso quella voglia, quella fame di andare a fare bene in questo match. E Luvumbo sappiamo essere uno dei giocatori più sguscianti, uno degli incubi preferiti, anzi gli incubi peggiori delle difese avversarie, Franci, è imprendibile.
Oltre ad essere anche il protagonista dei social, Luvumbo è diciamo quello che porta più paura agli avversari in ogni partita. Dal punto di vista social è il più seguito, alla fine è l'uomo rappresentativo del Cagliari quest'anno. È diventato una sorta di meme del Cagliari ed è super seguito. Super seguito, tra l'altro anche la Serie A ho visto che ha messo dei post con Zito Luvumbo, piacere, Zito Luvumbo, piacere, cioè esatto. fantastico Zito ci porta anche esatto si sta facendo conoscere abbastanza, è probabilmente il punto di riferimento del Cagliari, e lo stato poi effettivamente che nei fatti, perché 2 gol segnati dal Cagliari, entrambi segnati dal piede dell'angolano, e speriamo che oggi possa continuare questa striscia insieme anche ai suoi compagni, perché sai, avere qualcun altro in più non guasta mai. Franci, chi ti aspetteresti oggi, anzi prima di sapere le formazioni, chi ti saresti aspettata aver fatto bene oggi? A dir la verità Petagna, io puntavo su Petagna perché in tanti appunto gli richiedevano un qualcosa, di farsi notare, di fare qualcosa per la squadra, e pensavo che proprio oggi era arrivato il suo momento, ma diciamo che Oristanio è il gioiellino di questa squadra, quindi oggi punterei su di lui, e poi la coppia Oristanio-Luvumbo secondo me può regalarci delle belle cose. Sì, vedremo un po' come andrà. Andato Petagna ha sempre il secondo tempo per fare bene, cioè a noi va bene anche se lo inserisce dopo e poi fa bene dopo, cioè non è un problema se non parte esattamente dall'inizio. Animi che continuano a essere caldissimi. Qualche minuto or sono c'è stata una ripartenza del Cagliari fermata per un fallo di Oristanio ai danni del difensore avversario. Da lì era ripartito il Cagliari in velocità, poteva essere un'azione pericolosa, ma arbitro che ha fermato il gioco per dare la punizione alla squadra di casa. Giocatori del Cagliari non proprio contenti di quest'ultima decisione dell'arbitro veneto, e vedremo un po' come continuerà questa partita, come continuerà questo primo tempo che sta sviluppando in quel di Salerno. Non succede niente sugli altri campi. Franci, qualche statistica sul Cagliari in particolare di queste prime giornate che vuoi dirci? Beh, intanto ricordiamo di seguirci anche su YouTube nella nostra diretta, e ci stanno scrivendo anche qua Andre parecchi, ne leggo uno: Luigi Deriu, forza Cagliari, oggi serve solo vincere. Poi per quanto riguarda invece la guida al campionato, che ci dà tantissimi dati e informazioni, abbiamo appunto le statistiche per quanto riguarda la giornata dopo l'8ª giornata. Per quanto riguarda il possesso palla, il Cagliari rimane ancora molto in basso, penultimo, con una percentuale del 323,1%, mentre la Salernitana è 13ª con una percentuale del 393,2%. E sembrerebbe che anche oggi l'abbia impostata così Ranieri. Esatto, sembrerebbe che anche oggi segue la stessa linea. Lo stesso Canovaccio, cambiano le formazioni ma cerca di mantenere saldi i punti di riferimento, almeno dal punto di vista del gioco, con un Cagliari che con il suo assetto veloce, leggero in avanti cercherà di sfruttare le ripartenze, lasciando maggiormente il pallino del gioco ai padroni di casa, che effettivamente con un 13° totale non sono in una posizione così sbagliata e potrebbero anche giovarne da questo gioco. Vedremo un po' come si evolverà il match, ce lo faremo raccontare tramite le parole, la voce di Vittorio Sanna in pochi minuti, ma andiamo a vedere invece i precedenti tra gli allenatori, con un dato principale, cioè che non c'è dato per Ranieri, perché Ranieri non ha mai allenato contro la Salernitana. Prima volta per il mister Claudio Ranieri, che quindi ha questo esordio nella settimana del suo compleanno, e speriamo sia un esordio felice. Filippo Inzaghi invece ha affrontato il Cagliari in 7 partite in cui ha trovato 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I due tecnici si sono scontrati in 3 occasioni con un risultato a testa, quindi una vittoria per Ranieri, un pareggio e una vittoria per Inzaghi, che fino a questo momento è stato richiamato dopo l'esperienza l'anno scorso alla Regina, alla guida di un'altra squadra marando, stavolta la Salernitana in A. Il Cagliari ci ha provato qualche minuto fa. Luvumbo ci ha provato a tirare in porta, ma un tiro abbastanza poco forte che il portiere non ha avuto tanta paura, diciamo. Vero. Si è un po' fermato, esatto. È andato a cercare la conclusione riportando la palla sul sinistro, poi il suo tocco è stato abbastanza debole. Nessun problema per Costil, che è riuscito a controllare in 2 tempi, ma il Cagliari ci sta provando, almeno stiamo tenendo in porta, visto che un'altra di quelle statistiche parla del Cagliari come la squadra che ha tirato meno nello specchio avversario. Almeno questa statistica la stiamo facendo salire con i nostri attaccanti, che oggi
ci stanno provando un po' di più, almeno in questo avvio, a darci la soddisfazione di un gol. Una partita molto serrata, una partita giocata tra due squadre in bilico e con la voglia di far bene, ma noi la voglia abbiamo quella di andare a farci raccontare il match direttamente dalla cronaca del nostro Vittorio Sanna. È la Salernitana ora che attacca col Cagliari che cerca di difendersi, rubata palla, tenta di ripartire Nathan Hernandez nel settore di destra, converge centralmente, imbecca Oristanio che non scatta, rallenta la sua corsa, esce in questo caso il portiere Costil che riesce ad appoggiare sulla destra. Oristanio un po' perso nella zona d'attacco, schierato come secondo attaccante, per ora sembra un po' spaesato perché il pallone lo vede arrivare alle sue spalle e non mi pare sia la sua caratteristica. Pallone adesso dall'altra parte con la Salernitana che imposta, va a pressare Macumbu che costringe il retropassaggio, va in pressing Luvumbo che poco tempo fa ha messo un po' scompiglio nell'area di rigore della Salernitana. La sua conclusione centrale non ha pagato, malgrado sia riuscito a tenersi in piedi, a voltarsi e a appoggiare il pallone verso la porta. Adesso scuffette che ha dato a Dossena per Goldaniga che può impostare, avanza portando il pallone, eccolo ancora, cerca di dare sulla destra dove c'è Macumbu che appoggia ancora per Nandez dentro per Oristanio che tenta il dribbling, bravo stavolta, il passaggio per Deiola che si lascia sul giro il pallone, poi la raggiunge, arriva a Augello a supporto, il Croti Deiola è ribattuto di testa, recupera Luvumbo che tenta di andare via, si scontra con l'avversario, non c'è fallo, può ripartire quindi la Salernitana con il pallone che viene dato all'indietro a Castagnos, da questi ancora all'indietro con Salernitana che preferisce andare a vagare col pallone per piazzarsi bene e per cercare di impostare con i giocatori nel proprio settore. Mazzocchi che appoggia lateralmente per Candreva, 20° minuto che scorre, il controllo ancora da parte di Koulibaly che tiene il possesso della palla, cerca di entrare, duello con Deiola, rimpallo che favorisce Koulibaly e poi intervento ancora in chiusura con l'ultimo tocco da parte di Candreva, anzi di Mazzocchi, e la rimessa con le mani in favore della squadra cagliaritana. 19:47 fa il vigile urbano, in questo caso Inzaghi che con le braccia cerca di guidare la sua squadra e le sue posizioni, pallone per Mancoso, non riesce a toccare, la palla alle sue spalle è recuperata da Maggiore ancora per Castagnos che cerca di imbeccare Candreva, uscita di scuffette che blocca, il pallone immediatamente dato con le mani nella zona di Augello che può impostare per portare avanti l'azione, appoggio centrale per Deiola, da Deiola all'indietro ancora per Dossena che apre a destra nella zona di Nandez, lo stop di Nandez, la palla controllata, data poi immediatamente a Prati che si è visto poco finora, il colpo di testa in ribattuta, il pallone recuperato ancora dalla Salernitana con la possibilità di impostare ancora da parte di Castagnos, il controllo, il passaggio che non avviene, tiene ancora il posto di palla nel settore di sinistra, c'è la chiusura di Macumbu, l'ultimo tocco è il suo e la rimessa con le mani è quindi in favore dei padroni di casa. 20 minuti e 40 nel corso del primo tempo sul punteggio ancorato sullo 0-0 con la rimessa con le mani nel settore di sinistra per i padroni di casa. Aspetta in questo caso il giocatore, si tratta di Bradalic, che qualcuno si muova, lo dà il pallone a Dia che cerca di ricevere ancora, però Bradalic riesce a toccare il pallone ma non a servire il compagno, quindi è Dossena che smista tutto dando all'indietro per scuffette e permettendo al Cagliari quindi il disimpegno con il portiere che aspetta troppo col pallone tra i piedi, poi calcia male per l'ennesima volta, costringe Nandez a indietreggiare, lo stop all'altezza della tre quarti difensiva, poi il lancio lungo a cercare il movimento di Luvumbo, la ribattuta da parte della retroguardia della Salernitana, poi ancora la chiusura di Nandez, altra palla scagliata avanti alla Salernitana con il recupero di Dossena a sinistra per Augello che può controllare dal centro dove si propone Prati, il controllo di Prati che rallenta l'azione, tocca all'indietro ancora per Dossena all'indietro ancora per Goldaniga che può aprire a destra per Nandez, seguiamo questa azione prima di cedere la linea alla regia, ancora Nandez, il pallone per Luvumbo, anzi per Macumbu, si volta Macumbu, tiene ancora il possesso di palla, incrocia con Prati che controlla da destra ancora per il posto palla del Cagliari, eccolo Macumbu dentro per Luvumbo che incrocia, Luvumbo finge il cross, palla su sinistra, ancora Luvumbo, poi sul destro il cross, il pallone che viene intercettato e mandato in fallo laterale. Tutto questo quando siamo al minuto numero 23, iniziato da qualche secondo, punteggio di 0-0 tra Salernitana e Cagliari, linea che torna allo studio. Noi andiamo a pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità.
Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage! Tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante Brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole a Suon di Gol per seguire la partita del Cagliari qui su Radio Super Sound, un Cagliari che ci sta provando, ma una Salernitana che negli ultimi minuti ha cercato di tirar fuori la testa mettendo in difficoltà la linea difensiva dei sardi, ma per ora nessun grande pericolo, Franci, giusto? Sì, per ora sembrerebbe non troppo difficile la cosa. Io vedo una Salernitana che tenta più al possesso palle, un Cagliari che attacca molto di più, che ci prova. Cerca lo spazio, esatto, soprattutto. Esatto. In giocatori molto rapidi e tecnici è giusto giocare così, è giusto che poi effettivamente si cerchi di impostare contro una Salernitana che invece è un po' più pesante, soprattutto dal centrocampo in giù, e di conseguenza avrebbe un po' più di difficoltà nel arginare le scorribande dei nostri, con un Oristano che ancora deve trovare la scintilla, la fiammata. Speriamo oggi possa essere la giornata giusta, dopo anche la traversa di 2 settimane fa che è stata veramente sfortunata e che speriamo possa trasformarsi presto in una rete per il giovane ex talento dell'Inter. Intanto è cambiato il risultato nell'altra partita, Franci, che si sta giocando in Serie A per questo turno, nono turno, partita delle 3 in contemporanea con Salernitana Cagliari, quella tra Bologna e Frosinone. 1-2 velocissimo, 19esimo, 22esimo, 2-0 per il Bologna, prima Ferguson e poi De Silvestri. Pensate un po', lo storico giocatore della squadra emiliana, che è riuscito poi a portare il 2-0 in questo periodo di difficoltà per i rossoblù non sardi, ma i rossoblù di un'altra regione. Quindi vedremo un po' come concluderà la partita. Intanto qualche minuto or sono aveva trovato la via della rete il Cagliari, ma gol annullato per fuorigioco, gol ancora di Luvumbo. Ottimo il suggerimento di Mancosu, che l'ha fatto involare alle spalle dei difensori avversari, ma sembrerebbe che effettivamente Luvumbo sia partito con qualche secondo di anticipo, giusto Franci? Esatto, il nostro Luvumbo che ancora ci prova, ma nonostante il defaticamento che aveva sembra essere in formissima, e questo è secondo me la carica che serve, quindi può solo che continuare così. Dobbiamo dire una partita con tanti spazi in cui i giocatori tendono ad allargarsi parecchio nel cercare di scardinare poi la composizione
formazione avversaria e Mancosu in una partita del genere può essere davvero fondamentale. Qualche minuto fa, proprio sull'occasione di Luvumbo, che intanto è stata confermata qualche secondo or sono, era stato molto bravo Mancosu nel servire in verticale l'angolano che era arrivato davanti al portiere e con anche una certa tranquillità l'aveva battuto sull'angolo lontano con il sinistro. Ottima la conclusione di Zito Luvumbo, peccato che la posizione di partenza fosse irregolare. Solamente un replay tra l'altro abbiamo visto, Franci, o più di uno? L'hai visto tu netta la divisione delle linee? Perché effettivamente io non l'ho ancora notato. No, nemmeno io, ti devo dire la verità. Vedremo un po' se ci faranno avere un'altra prospettiva per quanto riguarda questo gol in fuorigioco di Luvumbo. Davvero un peccato, perché il Cagliari aveva trovato poi effettivamente la conclusione a tutto quello che era stato costruito nel corso dei primi minuti, ma la posizione irregolare ha tenuto l'urlo in gola. Anche Luvumbo se ne è accorto subito, per fortuna almeno non c'è stata l'illusione da parte dei nostri. L'arbitro è stato pronto e veloce nel segnalare l'irregolarità. Una partita che continua a essere giocata comunque a viso aperto, dobbiamo dirla. Ci sono le due squadre che cercano di affrontarsi senza troppa remore, ma entrambi con un obiettivo ben preciso in testa. Ha detto bene Vito, la Salernitana è quella che ha un po' più da riprendersi, diciamo così, dopo l'ottima stagione passata, ma il Cagliari sta cercando di fare la partita e di pungere, soprattutto ogni qualvolta gli viene lasciato un pochino di spazio di troppo. Speriamo possa riuscire già a completare l'operazione in questo primo tempo. Nelle due squadre solamente due ex, uno per quanto riguarda il Cagliari è Radunovic, che aveva fatto un periodo in prestito in Campania quando era di proprietà dell'Atalanta, e invece nella Salernitana Lovato, che è stato protagonista 2 anni fa nel Cagliari, che poi è sceso in Serie B e si è ritrovato proprio dall'altra parte, nell'altra sponda, in quel di Salerno, anche se dobbiamo dire che ha avuto parecchi problemi fisici. Importante tra l'altro, oggi c'è stata la prima convocazione in questa stagione per la Padula. Franci, pensi possa avere un piccolo minutaggio o diresti che è ancora meglio aspettarlo un po' che si riprenda del tutto? Allora, ci speravo appena ho saputo che era stato convocato, ma in vari articoli e in vari giornali scrivono che ancora non è pronto, che il mister ha detto che potrà solo guardarla per questa partita, quindi magari speriamo nelle prossime, chi lo sa. Lui si sente pronto, però magari non è oggi il momento giusto. Sì, bisogna trattarli comunque con cura, esatto, questi casi, perché è una questione sempre delicata e purtroppo noi a Cagliari conosciamo i rischi di tutto ciò, e la Padula è un giocatore fondamentale e speriamo possa riprendersi al meglio e tornare il prima possibile con la condizione con cui l'avevamo lasciato lo scorso anno, che era quella di assoluto goleador. Adesso, dopo l'infortunio, dopo l'operazione, si torna in un campionato di Serie A iniziato male, ma che probabilmente vede anche in lui, a livello di squadra di Cagliari, quello che manca di più, la punta che poi può mandare la maggior parte dei palloni dentro. Franci? Sì, la punta che può aiutare sicuramente ad una salvezza e ad una continuità, una certezza, diciamo. E dobbiamo dire che il lavoro fatto in quest'anno di compattamento anche della squadra sta dando i suoi frutti, perché poi quando chiunque si deve assentare, quando chiunque ha un problema, vediamo molto affetto sia sui social che in generale nelle immagini che riusciamo a intraprendere, e appunto per quello è una piacevole sensazione di compattezza del gruppo che poi può portare a risultati, speriamo, nel futuro più prossimo possibili. Sono finiti i primi tempi per quanto riguarda l'Eredivisie. Excelsior e Zwolle sono sull'1-0, mentre Heracles contro Twente sono 0-2 per la squadra in trasferta. Abbiamo parlato dei cambi della Salernitana. Per ora il portiere Costil, come ti è sembrato a livello di interventi sul Cagliari? Non è stato particolarmente protagonista oggi. Per niente, direi. Per il momento direi per niente. Forse è meglio così, no? Sì, speriamo lo sia negativo. Esatto, no. Cioè, ci sono sempre due modi per essere protagonista. Esatto. Facendo del bene o facendo male. Quindi vediamo un po' quale sceglierà di utilizzare, di intraprendere oggi il portiere dei Campani. Intanto Luvumbo ha il piede caldo, perché qualche minuto fa ci ha riprovato, stavolta da lontano. Sappiamo che ormai li tenta anche questa, la personalità per farlo. Com'è andata, Franci? Sì, qua su YouTube ci scrivono: il gol
gol sta cuocendo, perché vedono un Luvumbo abbastanza caldo e si aspettano appunto il gol. E speriamo sia pronto a puntino tra pochissimo, speriamo sia l'ora di mangiare, perché il Cagliari ha fame, i suoi tifosi hanno fame di gol e di belle prestazioni, e sarebbe il caso proprio che ci chiamassero a tavola finalmente anche noi. Chi chiamiamo invece, anzi a chi passiamo la linea, è Vittorio Sanna, che ci fa immergere in questa Salernitana Cagliari. Attenzione a Cabral dentro per Candreva che è in fuorigioco, dovrebbe alzarsi la bandierina, invece viene segnalato il calcio d'angolo. Incredibile, sta arbitrando malissimo Chiffi, solamente le sue interpretazioni sono veramente al limite della decenza. Anche in questo caso netto fuorigioco di Candreva, l'arbitro ha ignorato il fuorigioco di Candreva per dare il calcio d'angolo. In precedenza, quando era stato fischiato il fuorigioco mi pare si avesse incrociato Nandez il pallone non l'aveva ricevuto dall'Uvumbo, quindi il fuorigioco non esisteva nell'azione d'attacco del Cagliari, ma a quanto pare interpretazioni come vuole, il colpo di testa a liberare i Dostrena, nel frattempo sul cross il pallone ancora a sinistra con un colpo di testa all'indietro ancora da parte dei giocatori della Salernitana che possono usufruire di questa palla in attacco, il cross all'interno, attenzione, il colpo di testa di Augello, poi la palla ancora recuperata al limite dell'area, toccata da Mancoso, non arriva da Oristario che va a combattere, toglie il pallone Oristario, cerca di ripartire, ancora Oristario accelera nel settore di destra, tiene il possesso di palla, conquista la rimessa con le mani in favore del Cagliari quando inizia il 35esimo minuto sul punteggio di 0-0. Salernitana che si è riaffacciata dalle parti di Scuffet grazie anche all'interpretazione arbitrale, perché era stato il Cagliari in precedenza a tenere costantemente il pallino del gioco della tre quarti avversaria. Ancora Cagliari che imposta con il passaggio verso sinistra all'indirizzo di Augello, lo stop di Augello che ferma il pallone dall'indietro, quindi in direzione di Dossena vede Nandez, lo serve a destra, ancora liberissimo Nandez che può affondare, controlla il pallone, può andare al cross, palla nel mucchio, troppo in bocca al fratello di Giroud, il portiere Costil, che gli somiglia veramente tantissimo all'attaccante del Milan. Il pallone ancora portato avanti nella squadra salernitana con Cabral che cambia gioco, attenzione alla deviazione che facilita Dia dentro l'area, Dia va verso il portiere, c'è la chiusura da parte di Scuffetta, il pallone che finisce in calcio d'angolo. Se non ha concluso direttamente Dia, ha avuto un'esitazione Goldaniga, Dia ha concluso lui sull'esterno della rete. Tutto questo quando siamo al 36esimo minuto, quindi niente calcio d'angolo ma una spina sul fianco. Questo Dia dobbiamo dire che è Salernitana molto più pericolosa in attacco, mentre in difesa fa acqua, dobbiamo vincere con il gol in più come abbiamo detto in precedenza. Cagliari che imposta, tenta di ripartire, porta il pallone avanti, nel frattempo finalmente il replay del fuorigioco l'interpretazione grafica, il computer fatta dal nonno, con il pallone che adesso può essere giocato ancora dalla squadra cagliaritana che imposta nel settore di sinistra, porta il pallone con Augello, poi lo fa convergere verso il centro, c'è il gioco fermo perché l'arbitro ha interrotto il gioco e Luvumbo che in questo caso va a prendere posizione mentre Ranieri ha qualcosa da dire al quarto uomo e comincia anche lui a fare l'elenco su tutte le interpretazioni che Chiffi ha fatto pendere dalla parte della Salernitana. Se sta accorgendo anche il direttore, anche l'allenatore del Cagliari, che insomma non è esattamente come sta dicendo Chiffi, è un po' troppe le interpretazioni di parte a favore della Salernitana. Il rilancio da parte del portiere Scuffetti, il pallone ancora recuperato da Dia, dato all'indietro per il tentativo di Mazzocchi che cerca Dia, recupera però ancora una volta Prati, buono il passaggio per Oristanio, da Oristanio a sinistra per Luvumbo che può puntare verso l'area, attenzione Luvumbo al cross, dall'altra parte arriva Macumbu, lo stop di Macumbu, alle sue spalle c'è Prati che viene servito, destro, parata da parte del portiere Costil che manda in calcio d'angolo mentre Maggiore è rimasto a terra nello scontro precedente durante la corsa, e ancora una volta il fratello di Giroud è stato determinante, tuffo sulla sua sinistra e pallone intercettato, mandato in calcio d'angolo sulla buona azione del Cagliari. Lo scontro era stato tra Maggiore e Oristanio che praticamente come tentava di correre ha colpito Maggiore, l'arbitro era lì ad un passo, non è intervenuto. Tutto questo quando va via il 36esimo, il punteggio è sul 0-0, ma il Cagliari più volte ha segnato il gol e ora usufruirà di un calcio d'angolo lì nello studio. E quindi Cagliari che ci sta provando sempre di più con delle azioni anche intelligenti che vanno a sfruttare le caratteristiche dei suoi componenti. Bello il tiro di Prati di qualche minuto fa, Francesca, vero?
Molto bello, inizia a farsi notare anche Prati e l'ultima volta aveva già segnato, quindi oggi sicuramente vuole, diciamo, la sua rivincita, cioè si vuole vuole prenderselo quel gol. Esatto, lo vuole prendere. Perché era stato annullato, ecco, per posizione irregolare durante appunto l'azione che ha portato poi alla conclusione di Prati. Davvero un peccato, perché tra l'altro era un Eurogol, come primo gol in Serie A. Sarebbe il sogno di tanti ragazzi che si affacciano al mondo del calcio. Fare la prima realizzazione in quel modo è quello che un po' ti immagini quando pensi al modo migliore che puoi iniziare. Ha pareggiato lo Zwolle sull'Excelsior per quanto riguarda la gara in Olanda, un Cagliari che ci sta provando contro la Salernitana, che ha avuto maggiormente il pallino del gioco nel corso del primo tempo. Noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo per commentare l'ultima parte di questo primo tempo tra Salernitana e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il Cagliari continua a provarci in questo finale di primo tempo. Qualche minuto or sono, belle l'intuizione di Augello al centro per Mancosu, rasoterra il pallone che è arrivato direttamente in aria, si è girato il giocatore numero 5 del Cagliari, ma purtroppo non è riuscito a sfondare, ha conquistato solamente un calcio d'angolo. Cagliari che intanto continua a tentarci in continuazione in questa prima frazione. Dobbiamo dire, è bello vedere il Cagliari arrivare anche in aria con dei palloni rasoterra, perché era una di quelle cose, la qualità nell'arrivo finale che stava un po' mancando. Invece con il rientro di un giocatore come Mancosu, con quella qualità, con quell'attenzione, si riesce anche a ritornare a canovacci più nobili, se così vogliamo dire, per quanto riguarda il rossoblu. Intanto hanno giocato anche altre partite, oltre alla partita della Roma svolta a mezzogiorno e mezza che vi abbiamo raccontato in precedenza. Le altre partite si sono giocate invece nella giornata di ieri. Ha aperto la giornata il Napoli in trasferta contro il Verona, risultato finale di 1-3 per i partenopei. Ha aperto le marcature Politano con un bel gol al volo rasoterra che ha battuto il portiere avversario Montipò, e poi è salito in cattedra Kvaratskhelia che prima, nel corso ancora della prima frazione, ha trovato la rete del 2-0 e poi in apertura di secondo tempo il terzo gol inutile, poi la rete di Vlahovic per l'1-3 che non ha portato poi effettivamente a nessun cambiamento nel risultato finale, ma Napoli che trova delle certezze nonostante l'assenza del suo uomo più prolifico e rappresentativo, ovvero Victor Osimhen. Alle 18 si è giocato invece il match tra Torino e Inter, una partita veramente difficile per i nero-azzurri, almeno così sembrava nel corso della prima metà, che è terminata sullo 0-0. Poi la seconda frazione è stata un assolo da parte
parte della formazione lombarda. 3-0 finale, decisivo l'infortunio di Schurz nel corso della ripresa, che ha lasciato un po' il Torino senza quelle certezze, quelle geometrie. L'Inter ha straripato con Thuram, Lautaro e l'ultimo gol su rigore di Çalhanoğlu. Quindi questo il risultato finale. Dopo vi parleremo anche del resto, ma Cagliari e Salernitana che continuano a darsi battaglia in questo finale, Franci. Un Cagliari che ci prova, molto carico, nonostante l'arbitro che non è dalla sua parte. Anche qui su YouTube ci scrivono che è famoso per far interpretare diciamo le dinamiche a modo suo. Questo è un esteta, esatto. Un artista. Non è la prima volta. Non è convenzionale, diciamo, il regolamento, eppure dovrebbe attenersi, e quindi vedremo un po' se nel corso del tempo che rimane in questo match potrà redimersi da questa condotta finora non eccelsa nei confronti della squadra oggi ospite all'Arecchi di Salerno, che sta conducendo un buon primo tempo, cercando e trovando soprattutto la tecnica dei suoi attaccanti. È un po' a specchio questa partita, perché come ha detto bene anche da Vittorio in trasmissione, anche la Salernitana, quando si tratta di attaccare, ha delle certezze importanti. Uno su tutti, Boulaye Dia, che quest'anno non si è ritrovato, ma che ricordiamo che nella scorsa stagione ha compiuto 16 gol e 5 assist, quindi un giocatore da tenere non d'occhio di più. Bisogna cercare di arginarlo in ogni modo. È un Cagliari che in questo primo tempo ci sta provando con la sua linea di difesa. Salernitana anche un po' confusa, un po' stanca quasi al termine di questo primo tempo. Abbiamo visto delle azioni un po' imprecise qualche minuto or sono, Franci. Sì, una Salernitana non perfettissima, però ricordiamo anche che hanno fatto il cambio di allenatore proprio oggi, quindi c'era da aspettarsene una situazione del genere, che poteva riscontrarsi sia in positivo che in negativo, ma questo è ancora da vedere. Comunque una squadra che magari non è ancora compatta a livello di squadra e allenatore, che deve ancora capire un po' quali sono i punti di forza, no? Bisogna riuscire a entrare prima che si compatti, bisogna cercare di sfondare il muro della Salernitana e cercare di andare in gol, come ha fatto Luvumbo nel corso della prima metà. Peccato per la posizione di partenza irregolare. Cambiano i punteggi per quanto riguarda le sfide di Ligue 1 e Bundesliga. Il Nantes è in vantaggio 1-0 sul Montpellier al termine del primo tempo, e invece il Colonia si è portato sull'1-0 contro il Mönchengladbach nella sua gara interna, e quindi punteggio dopo 10 minuti che già cambia anche in Germania. Mentre per quanto riguarda il match di Serie A che stiamo seguendo, siamo lì, siamo quasi pronti a vedere, a sentire come sta andando la partita tramite gli ultimi minuti di questo primo tempo tra Salernitana e Cagliari. Allora noi ci dirigiamo al nostro telefono, al nostro collegamento da Vittorio Sanna. E Scoccai, il 45esimo, inizia l'unico minuto di recupero con la Salernitana che attacca il pallone dentro, bravissimo Dossena a intercettare, a portare fuori il pallone e a servirlo per De Iola per capovolgere l'azione. Al grandi falcate De Iola è già giunto sulla tre quarti avversaria, appoggia centralmente per Mancosu che dà all'indietro il pallone, il controllo di Augello, quindi ancora il pallone giocato su Mancosu che cambia gioco a destra su Makumbu. Ci sono 30 secondi per chiudere l'azione in attacco, avanza Makumbu, va incontro Mancosu, Makumbu va a destra su Luvumbo che punta l'avversario, ancora Luvumbo, il tentativo di tiro, il pallone lontano dai pali della porta, la prospettiva ci ha ingannato, sembrava una palla a giro, invece una palla dritto per dritto che addirittura è finita in fallo laterale. Sembrava avesse tentato il tiro alla Del Piero e invece era Del Pirlo, e il pallone che adesso deve essere rimesso in gioco da Mazzocchi con 3 secondi per farlo, perché poi l'arbitro manderà le squadre a riposo e mi pare lo faccia indipendentemente dalla rimessa. Lo fa in questo momento con Mazzocchi che manda avanti, ma con Chiffi che manda dentro, e siamo al minuto numero 46 che si chiude il primo tempo sul punteggio di 0-0. Una partita in cui il Cagliari forse in questo primo tempo ha meritato qualcosina di più, non l'ha ottenuto, però ha dimostrato di poterlo fare, e speriamo che lo faccia, perché comunque sia questa è una di quelle partite del mini girone a 4 dove dobbiamo
arrivare i primi, perché di fatto dobbiamo avere come mentalità quella di lasciarci inizialmente 3 squadre dietro e poi guardare avanti per vedere se ne raggiungiamo qualcun'altra, ma intanto il primo obiettivo è il mini girone, cioè quello di riuscire a scavalcare le squadre che ti precedono, che sono ancora vicine, e cioè Salernitana, Empoli e Udinese. Un primo tempo del Cagliari a Salerno convincente, Vito, comunque per quanto riguarda questi primi 45 minuti le scelte di Ranieri, soprattutto in attacco, sembravano un po' strane, ma poi si sono viste le geometrie che voleva applicare a questa partita con delle ripartenze veloci che cercavano di innescare sia Oristagno che Lovumbo. Sì, è vero, anche se poi non so se con Pavoletti, con Petagna le cose sarebbero andate peggio di questo, cioè nel senso che alla fine guardiamo quello che è successo. Oristagno ha iniziato con fatica a interpretare il ruolo di seconda punta, pian piano è salito, non è una punta vera, ma non ha dato riferimenti comunque ai difensori della Salernitana che possiamo valutare con 2 tronconi, difesa tutt'altro che attrezzata, attacco invece sempre molto insidioso. Quando partono Cabral, Candreva e Dia sono sempre dei giocatori insidiosissimi che ti creano dei problemi, dobbiamo stare molto attenti a loro e dobbiamo cercare di realizzare il prima possibile. Siamo andati più volte al tiro rispetto a quanto ha fatto la Salernitana, ai punti avremmo meritato anche il parziale di vantaggio, ma bisogna fare qualcosa in più, bisogna inquadrare la porta, bisogna inquadrarla bene, bisogna inquadrarla con tiri precisi e forti, insomma anche un po' di convinzione in più nel momento in cui andiamo a concludere. E non basta Lovumbo, in occasione del secondo tiraccio da lontano, giustamente Mancoso e Oristagno hanno mugugnato per la soluzione adottata da Lovumbo, che non deve mettersi in testa di essere l'unico depositario della possibilità di andare al tiro, ma deve lavorare un po' anche per gli altri attaccanti, perché non basterebbero solamente i suoi gol per riuscire a salvarsi. Vero, assolutamente vero, speriamo si riesca a mettere bene al servizio anche di coloro che avranno le occasioni poi nel corso del secondo tempo tra Salernitana e Cagliari. Il Cagliari è sceso, abbiamo detto, bene in questa partita, anche se poi non ha trovato lo spunto necessario ad andare in vantaggio, l'aveva trovato ma in posizione irregolare. Ti aspetti qualche cambiamento nel corso della seconda metà, o se te lo aspetti naturalmente ci saranno poi nel corso del secondo tempo dei cambi? A che minuto te lo aspetti? Penso si continui a dare fiducia alla coppia Oristagno-Lovumbo, ba? Almeno inizialmente credo di sì, non credo che ci sia un cambio subito al 45esimo, anche se ho visto un consulto durante il primo tempo tra il nostro Ranieri e il suo secondo, quindi potrebbe anche esserci qualcosa di nuovo in avvio di ripresa, magari la punta un po' più pesante per poter dare un punto di riferimento e far ruotare intorno Mancosu e Lovumbo, però insomma forse è troppo presto per questo, non subito in avvio di secondo tempo. Non siamo andati male in attacco, anche se insisto, non sono neanche certo che con un attaccante di peso non ci fossero le stesse possibilità, addirittura maggiori, per riuscire ad andare in gol. Mentre vi confermo, ora che vengono proposti anche i visi delle altre squadre, che il portiere Costil è il gemello di Giroud. Per forza, ormai è appurato, cioè deve andare all'anagrafe praticamente, Vitto. Esatto, anche se non vorrei che da Salerno si spostasse poi a giocare stasera a Milano, ma non credo sia lui. Forse era lui, allora devono aver fatto il cambio, tipo quando è andato in porta la settimana scorsa a Giro, in realtà è entrato Costil, era lì che si nascondeva dietro la rete per... Questa sarebbe da indagare. Non vorrei che al posto di Giroud sia entrato Costil, ed ecco la ragione per la quale poi il Giroud è risultato essere particolarmente bravo nel fare il portiere. Probabilmente dobbiamo mandare i nostri investigatori a scoprire. Intanto ciò che invece è certo è che anche oggi Prati in questa prima metà sta giocando abbastanza bene, Vitto. È l'uomo che insieme a Mancosu può dare quella qualità in più al centrocampo del Cagliari, che un po' era mancata in queste prime uscite. Sì, ha dialogato con Mancosu, non è stato eccelso, ha sbagliato anche qualche pallone, ha perso un pallone, non ha recuperato immediatamente, l'avesse fatto De Jong l'avrebbero già crocifisso. Diciamo che si sta integrando bene, è uno di quei giocatori che può dialogare con Mancosu, anche se dobbiamo dire che in questo momento notiamo la differenza
tra un giocatore come Mancosu che prende per mano la squadra e un giocatore come Prati, cioè la differenza esiste. È chiaro che Prati ha dalla sola gioventù la possibilità di crescere, è giovanissimo e può crescere soprattutto se in campo trova poi giocatori come Mancosu, ma giocatori di un certo spessore che gli insegnano anche a migliorare ulteriormente la sua pratica. Diciamo che ha fatto bene anche se è partito tardi, all'inizio veniva sistematicamente scavalcato, è entrato in partita diciamo almeno dopo 15 minuti, non immediatamente, però quando è entrato in partita ha fatto la sua e soprattutto ha avuto una buona occasione per segnare, un bel tiro da fuori che ha tentato di piazzare, dove Costil è stato bravissimo a deviare in calcio d'angolo. Sì, un buon inizio per quanto riguarda il centrocampista del Cagliari. Io vi ricordo che se volete farci le vostre domande al 340 5186 036 su WhatsApp potete farle, così come su YouTube. Ci sono dei commenti, Franci, dalla diretta su YouTube? Sì, ci scrivono in tanti apprezzamenti sì per Prati, ma scrivono che con Mancosu c'è molto più equilibrio nel campo e la squadra è più serena. Sei d'accordo, Vito? Quella qualità di cui abbiamo parlato tante volte con un giocatore come Marco Mancosu. Assolutamente sì, è chiaro che si vede l'impronta. Non solamente per esperienza ma per tecnica, per capacità di gioco. Ricordo che Mancosu ha fatto un percorso a livello di carriera straordinario e ricco di esperienze, perché è partito che faceva l'interno, poi ha fatto il trequartista, ha fatto il secondo attaccante, sa fare un po' tutto a centrocampo, uno di quei giocatori che sono una risorsa, malgrado non sia più giovanissimo e col Calciaco sia arrivato, però insomma è sempre un giocatore che ti può dare ordine, che ti può dare garanzie. Diciamo che se la Salernitana Candreva, noi abbiamo Mancosu, il duello tra i due secondo me ci può stare a livello di distanza, pur con caratteristiche diverse, però insomma quando un calciatore ha esperienza, tecnica e visione di gioco si vede in campo malgrado gli anni che passano. Un altro giocatore che invece sta giocando nel ruolo di esterno, un po' nel corso degli anni ne ha fatto tanti di ruoli, ma in questo caso soprattutto anche con compiti difensivi come ha fatto in nazionale, è Nandez, che anche oggi sta mettendo in campo la sua dinamicità, non sta riuscendo però a trovare quegli spunti offensivi un po' più determinanti, Vitto. Sì, però diciamo che è un lusso averlo lì come esterno di destra, ed è un lusso che si possono riservare molte volte le grandissime squadre, cioè Nandez è un potenziale difensore esterno di una squadra che attacca per l'intera partita, perché effettivamente questo lo può fare, non solo sa difendere ma sa contrattaccare, e devo dire che oggi Ranieri ha messo dentro tanto potenziale offensivo con Nandez a destra, con Oristanio, Mancosu, Luvumbo, insomma dobbiamo dire che è una squadra che non è scesa dal campo certo solamente per difendere, e da questo punto di vista l'impiego di Nandez in quel ruolo è un impiego, ripeto, da squadra che tendenzialmente gioca più in attacco che in difesa, quindi ben venga l'utilizzo di Nandez e ben vengano le partite dove il Cagliari, sfruttando Nandez, riesce a capovolgere l'azione. Insisto, è un ruolo che potrebbe addirittura a Nandez dare nuove prospettive per certi versi, perché nel ruolo di esterno di centrocampista alla fine veniva un po' troppo neutralizzato, giocando da quella parte con questa intensità, con la sua voglia di giocare, effettivamente è un giocatore di alta categoria. Ruolo diverso, caratteristiche diverse, però anche un po' simile a quel percorso che ha fatto Quadrado? Diverso, io di più preferisco pensare ai giocatori esterni del Barcellona ai tempi d'oro, insomma, quelli che spingevano tantissimo sulla destra, sulla sinistra, che erano degli attaccanti aggiunti, mi vengono in mente, oppure che ne so, il Mario Rui della situazione, ancora prima il ben arrivo del Parma, i giocatori che spingevano così tanto erano dei piccoletti che avevano polmoni e che attaccavano per tantissimo tempo. Un giocatore da grande squadra che da esterno diventa un attaccante aggiunto. Cambiano i risultati nei campi che stiamo seguendo, soprattutto per quanto riguarda all'estero, anche perché il Bologna naturalmente è al primo tempo, così come il Cagliari. Ha segnato il Vallecano sul campo del Las Palmas al 95esimo e quindi sembrerebbe una vittoria in extremis per la squadra madrilena che ospita appunto del Las Palmas quest'oggi, mentre ha ribaltato il risultato lo Zwolle in Eredivisie 1-2. Adesso il parziale, vedremo un po'
come andranno a finire anche questi match. Si sblocca ancora l'altro risultato in Olanda, perché l'Heracles accorcia le distanze 1-2 sul Twente. Vitto, abbiamo parlato dei cambi, a questo punto è pronta la risposta. La domanda chi ti aspetti in questo secondo tempo dentro, chi ti aspetti possa essere determinante contro una Salernitana che abbiamo visto avere dei limiti importanti in difesa? Ma se devo pensare di dover fare gol, io Pavoletti, non me ne voglia Petagna è un giocatore più tattico, più da sfondamento, da riferimento. Se devo mettere un attaccante che faccia più facilmente gol, secondo me tra quelli che abbiamo in questo momento, Shomurodov, Pavoletti e Petagna, io metterei dentro Pavoletti. E invece ti aspetti qualche cambio da parte di Inzaghi a livello non magari di singolo giocatore, ma di aspetto, anche di approccio alla partita dopo questi primi 45 minuti? No, perché si è affidato ai senatori, ha tenuto fuori Pirola, 21 anni, ha tenuto fuori Boinen, il norvegese che è arrivato quest'anno, ha tenuto fuori Legowski, 20enne, il polacco, ha tenuto fuori già come in prospettiva Lovato, 23enne, ha fuori Martegani. Li farà entrare nel corso del secondo tempo questi giocatori, tutti molto giovani. Lui si è affidato alla vecchia guardia per dire: prendetevi in mano la responsabilità della situazione. Poi chiaramente nel corso della gara, se per caso non paga, dovrà mandare in campo anche i giovani, quelli che magari in prospettiva possono essere anche dei giocatori interessanti, ma che in questo momento lui non si è sentito di schierare titolari. Ripeto, Pirola ha pagato peraltro 5 milioni dall'Inter, 21enne, è stato tenuto in panchina, così come il norvegese Boinen, 24enne, e il 20enne polacco dal Pogon, Legowski, che sono giocatori giovani ma di sicuro valore. Sì, dei giocatori importanti. Vedremo un po' se saranno parte del match di oggi tra Salernitana e Cagliari. Vitto, noi ci risentiamo tra poco, le squadre sono lì per entrare, giusto? Stanno per entrare. Esatto, stanno per entrare. Ok, ci sentiamo tra poco. Franci, sei pronta? Tu che sensazioni hai? Chi ti aspetti possa entrare in questo secondo tempo? Allora, anch'io concordo con Vitto, secondo me potrebbe puntare su Pavoletti a questo punto della partita, perché il Cagliari sta provando a tirare, e a questo punto serve chi la mette dentro, e possiamo solo che sperare ci riesca il prossimo che entrerà il nostro Pavoletti, che tra l'altro è dotato di grande finalizzazione, e ricordiamo la pesantezza dei suoi gol, sarebbe anche un altro rimando. Noi ci fermiamo un attimino prima di iniziare questo secondo tempo per lasciare spazio ai nostri sponsor, ma torniamo subito per seguire questo Salernitana Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico, e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole, Radio Super Sound, questo è a Suon di Gol per seguire la partita di questa nona giornata del campionato di Serie A che vede affrontarsi Salernitana e Cagliari. Il punteggio dopo i primi 45 minuti recita 0-0, ma sicuramente una squadra sarda che ha fatto vedere gli artigli, che ha cercato di pungere due le occasioni, in particolare il gol annullato a Zito Lovumbo che era stato servito molto bene da una verticale di Mancosu, ma la posizione era irregolare in partenza, e poi il tiro di Prati nella finale del primo tempo su suggerimento da destra, ben respinto dal portiere avversario Costil. Intanto siamo collegati con gli altri campi internazionali che stanno giocando in questo momento. Cambia ancora il punteggio per quanto riguarda l'Eredivisie, perché lo Zwolle va sul 3-1 e quindi dopo essere stato giù ora si sta riprendendo il suo posto, ma probabilmente ci sono dei cambi subito immediati per quanto riguarda il Cagliari. Franci, abbiamo visto due maglie nuove finora. Sì, ho visto Ranieri che parlava con Zappa e Viola, quindi probabilmente c'è questo scambio pensato. Tra l'altro la Padula lasciava dei consigli, sembrava quasi a Viola. Quindi, sì, sono compagni di tanti anni con Viola, no? Sono stati davvero in più squadre, un percorso quasi comune, erano tra gli intoccabili arrivati l'anno scorso con Liverani insieme anche a Falco, ma effettivamente poi soprattutto la Padula ha reso quello che ci si aspettava da lui. Viola ha avuto qualche problemino fisico nel corso della scorsa annata, ma quest'anno sembrerebbe avere tanta voglia di rilanciarsi, perché anche le dichiarazioni pre-campionato parlavano di questo. Le decisioni per chi esce probabilmente sono scontate. Uno è appena trovato l'infortunio ed è proprio Mancosu che lascia spazio a Viola, quindi piedi per piedi, geometrie per geometrie, mentre lascia spazio Nandez, tornato affaticato dalle avventure in nazionale, per l'ingresso di Zappa. Come vedi questi due campi, Franci? Ma questi due cambi io credo che sicuramente giusti e pensati da Ranieri, perché Viola fino ad oggi è sempre stato anche uno dei protagonisti, o comunque quello che provava anche lui a giocare, a fare il giusto passaggio e a farsi notare. Zappa, che dire, tanto criticato nei social, però da vedere, no? Se il mister gli stanno questa possibilità, sicuramente lui ne saprà più di noi. Vedremo, perché poi effettivamente Zappa l'anno scorso, soprattutto nel finale, ha dato vita a delle ottime inventive in attacco, riuscendo a trovare anche delle realizzazioni importanti. Anche quest'anno contro una squadra che concede parecchio agli esterni magari può trovare quella finalizzazione che nella scorsa stagione è valsa anche dei punti cruciali per il cammino del Cagliari. Il cambio invece di Viola cerca di riportare comunque dei giocatori che hanno nell'inventiva, nell'estro, la loro caratteristica principale, con un giocatore che però ha fatto veramente fatica negli ultimi tempi e adesso ha l'occasione per lui, perché questa deve essere la sua occasione e deve sfruttarla al meglio per incidere nei 45 minuti e recupero che Ranieri gli ha concesso. Un Cagliari che quindi cambia un po' volto nel corso della seconda metà, perde un giocatore importante soprattutto come Mancosu, e vedremo un po' come riuscirà a interpretare questa seconda parte di partita. Riniziato anche il match del Bologna, è finito il match invece in Spagna tra Las Palmas e Vallecano, risultato finale di 1-0 per il Vallecano, con anche un'espulsione. Partita pazza, Franci, in quella la Spagna, quindi vedremo un po' anche il resto dei match. Intanto è riniziato il secondo tempo con una Salernitana che ha provato subito nel corso dei primi minuti a prendersi pericolosa dalle parti di Scuffè, un calcio d'angolo conquistato, e poi sugli sviluppi successivi non sono riusciti a trovare un'azione comunque importante, Franci, giusto? Sì, un Dossena che ci sta mettendo ancora una volta tutto se stesso, anima e corpo, ne sta evitando parecchio
parecchie di brutte palle, come si suol dire. Per il resto vediamo, ci sono 45 minuti e per ora sembrerebbe che ci sono tutti i buoni propositi per andare a riprendersi quel gol che è stato fatto ma poi annullato. C'è da dire che l'Arecchia a livello di visione, di fotografia, se vogliamo chiamarla, è veramente impressionante come spazi, e effettivamente questa partita sembra che gli spazi siano maggiori del normale, sembra che il campo sia più grande, perché le due squadre sono disposte veramente larghe e sono quelli i corridoi in cui poi si deve cercare l'inventiva, si deve giocare la giocata con i giocatori importanti che riesci a tenere in squadra. Vedremo se riuscirà a farlo il Cagliari nel corso di questa seconda metà. Quello che è certo è che adesso andiamo a farci raccontare la partita tramite la cronaca di Vittorio Sanna. 3 minuti scoccano in questo momento e c'è calcio di punizione per il Cagliari. Hai detto bene, l'Arecchia è uno dei campi più grandi che esistono in Serie A. Sai che i campi hanno delle distanze minime, delle misure minime e delle misure massime. L'Arecchia è uno di quei campi che, anche per lo spazio che c'è nel campo per destinazione, cioè a fianco, ti dà la sensazione di essere veramente molto largo, ed è effettivamente molto largo e molto lungo. Angolo, o meglio calcio di punizione per il Cagliari affidato al piede di Viola che si prepara dalla zona interna di destra a mandare il pallone verso il limite dell'area della squadra avversaria. Parte Viola, il cross per il secondo palo, il colpo di testa di De Iola fa la sponda, pallone calciato via da Dia, si impenna, lo stoppa dall'altra parte Mazzocchi, lo dà all'indietro ancora, non per Dia ma per Koulibaly, ancora la palla per Mazzocchi che non riesce a servire, rimessa per il Cagliari, del settore di sinistra se ne occupa Augello, zona d'attacco, la palla per De Iola che può crossare, pallone nel mucchio, alto per Oristanio, mi pare, palla troppo alta, e termina direttamente sul fondo. E sono del parere che, vista la disposizione in campo adesso dobbiamo mettere una punta pesante al posto di Oristanio, perché o di Luvumbo a seconda delle sue condizioni fisiche, perché comunque sì abbiamo perso qualcosa, cioè dobbiamo ammettere che dall'uscita di Mancosu e Nandez sul piano tecnico con Zappa e Viola qualcosa l'abbiamo persa, dobbiamo compensare forse in forza d'attacco con un attaccante di peso che anche su questi cross possa dire la sua, come poco fa è capitato. Non si può chiedere ad Oristanio di andare all'impatto di testa. 4 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo, con la palla schierata o meglio ceduta a Prati, da Prati a destra nella zona di Zappa su Macumbu con una serie di finte tenta di andare via, viene sgambettato dall'intervento su di lui da parte dell'esterno di sinistra di Tata di Bradaric. C'è calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana, già battuto con Macumbu che riceve ancora, si muove Luvumbo, Macumbu preferisce toccare corto, lo scambio con Viola, il pallone poi all'indietro pericolosamente, ancora un tocco per Zappa a destra, il tocco di Macumbu, Oristanio molto bene, la palla è uscita, quindi sarà rimessa con le mani in favore della Salernitana. Si è perso qualcosa, ve l'abbiamo detto, dall'uscita in scena, anche perché Viola non si è ancora inserito bene, Zappa non è Nandez, e su questo penso che pochi abbiano dei dubbi. 5 minuti e mezzo, la rimessa con le mani nel favore della squadra di casa, e Mazzocchi che se ne occupa, scusate, non è Mazzocchi ma Bradaric che se ne occupa, il pallone su lungolinea, il colpo di testa in ribattuta, ancora un colpo di testa con la palla che viene raggiunta da Cabral, gli viene sradicata, la recupera per un attimo ancora Mazzocchi, anzi no, Castagnos, il 20 non il 30, intervento che era al limite del regolamento, forse ci stava anche il giallo per il piede che Castagnos ha messo avanti nel tentativo di recuperare il pallone. Il buon Chiffi invece lascia che sia solamente calcio di punizione, che sta per battere il Cagliari quando sta scoccando il 6° minuto. Cambio gioco a sinistra a cercare Augello, la sponda di Augello è sporca, toccata, viene poi addomesticata da De Iola che poi ha girato dietro, riparte l'azione nuovamente a Goldaniga per Macumbu, si volta Macumbu, tiene il pallone attaccato a Castagnos, altro fallo di Castagnos, e finalmente il signor Chiffi si ricorda di avere un cartellino del colore giallo da sventolare al giocatore che arriva da Cipro, ammonito, il primo ammonito della partita, e quindi Castagnos, la linea va allo studio. E quindi un Cagliari e Salernitana che si stanno combattendo questo secondo tempo, un Cagliari che ha perso un po' di qualità a livello di gioco per quanto riguarda l'uscita di scena di Mancosu e di Nandez, ma un Cagliari che cerca di difendersi e in questo momento ha trovato
trovato la prima munizione per gli avversari con il giallo di Castagnos. C'era tutto, Franci. Sì, c'era tutto e finalmente l'arbitro ha deciso di fare la cosa giusta, possiamo dire. Nel frattempo scrivono nella pagina del Cagliari che lo spirito è questo, che sono 1000 volte meglio della Salernitana e che se Zitto iniziasse a passare la palla magari il gol arriverebbe di più. Sì, l'anno scorso pensiamo che Ranieri addirittura era uscito in conferenza stampa dicendo che aveva detto all'Uvumbo di tirare di più in porta perché passava troppo il pallone. È un ragazzo che va di eccessi, deve trovare la giusta calibra tra il passaggio e il tiro, ma sicuramente un giocatore di assoluto livello che sta facendo anche le gioie del Cagliari, perché poi i gol che sono arrivati tramite i suoi piedi. Cambiano ancora i risultati nei campi che stiamo seguendo dal punto di vista internazionale. Lo Zwolle ancora sull'Excelsior 1-4, mentre il Reims è in passato in vantaggio sul campo del Tolosa, risultato parziale di 0-1, e precedentemente non vi avevamo segnalato che anche il Nantes, per quanto riguarda la Ligue 1, è passato in vantaggio, quindi 1-0 anche in quel caso. Altri risultati che sono rimasti gli stessi, un Cagliari che invece cerca di affondare nella difesa della Salernitana, che spesso lascia andare un po' troppo i giocatori rossoblù nei loro tentativi in avanti. Ci ha provato il Cagliari qualche minuto fa, Franci, tiro da fuori ben parato da Costil, ma ci siamo, diciamo così. Ci siamo, ma ancora non bene, ma non benissimo, si può dire. Lo spirito c'è, ma serve quella marcia in più, quella svolta che si sta cercando già dalla prima partita, sì. Che ancora non ha dimostrato di avere o di dare questo Cagliari. O che non ha trovato, quindi vedremo un po'. Speriamo che la possa trovare oggi. Il tentativo da fuori intanto era di Deiola, che ha spostato bene il pallone col destro, cercando la conclusione troppo centrale, prevedibile per quanto riguarda il portiere avversario. Dobbiamo dire che l'umore è diametralmente opposto, come diceva Benevito, a livello anche di ciò che si è perso, perché c'è stata un'inquadratura dello stadio dell'Arecchi con una parte completamente vuota, quindi questo la dice lunga su come stanno affrontando il momento difficile i tifosi campani. Il Cagliari invece continua a provarci con i suoi. C'è stato un contatto intanto sull'azione di Deiola precedente, in cui Prati si era messo a zoppicare un pochino. Per fortuna sembrerebbe nulla di grave, quindi Prati può continuare la sua partita, che fino a questo momento dobbiamo dire abbastanza positiva, anche se manca ancora quel non so che, quella verticalizzazione splendida come l'abbiamo visto fare contro di noi lo scorso anno, giusto Franci? Esatto, proprio così. Scambio per la Salernitana, hai visto, Andrea? Sì. C'è stato un cambio qualche minuto or sono per quanto riguarda i Granata Campani. È uscito Jovane Cabral, è entrato Stewart, che tra l'altro su Facebook è stato molto famoso a livello di meme per il nome, perché lo andrei a cercare, ce lo dirà Franci tra pochissimo. Un giocatore quindi arrivato in estate con una scelta di Inzaghi che si invece sporge in modo diverso rispetto a quelle fatte in precedenza, come ha detto Ravitto, nella ricerca dell'esperienza, nella ricerca della sicurezza. Oggi in questo momento invece ha messo in campo un ragazzo veramente giovane, che quindi deve ancora dimostrare tanto soprattutto ai suoi tifosi. Cambia ancora il punteggio in Francia, il Tolosa ha trovato la via del pareggio e quindi riporta subito la situazione in parità nel suo match casalingo contro il Reims. 1-1 il parziale, quindi continueremo a seguire. Franci, l'hai trovato? No. Non l'ha trovato. Stuart Irving ha un nome veramente particolare, sì. Questo giocatore della Salernitana, ma vedremo più che altro cosa farà in campo, perché questo è l'importante. È un Cagliari che in questo momento ha lasciato un po' il fiato, diciamo così, sta attendendo un po' di più la Salernitana e non sta trovando quel guizzo che abbiamo visto trovare nei primi minuti del secondo tempo. Franci, sta facendo fatica a sbloccarsi, sembrerebbe. Con questi nuovi cambi sicuramente ha bisogno ancora di quei pochi minuti che servono per magari
capirsi di più tra di loro. Rodarsi anche, perché Sì. come abbiamo detto Viola ha pochi minuti in questa stagione nelle gambe per quanto riguarda le presenze in campionato per il Cagliari, e oggi è una di quelle partite in cui deve far vedere che è pronto a essere scelto e pronto anche a essere nel gioco dei titolari, perché poi un giocatore del genere è arrivato con ben altre aspettative, doveva essere uno dei punti di riferimento della squadra e ne è terminato ai limiti, e di conseguenza speriamo possa riavvalersi della sua valutazione grazie a delle prestazioni comunque di assoluto livello. Un cambiamento ancora per quanto riguarda le divise, scoppiettante queste divise. Io un tempo era la terra degli over per chi giocava alle schedine, poi si era un po' attenuata questa cosa, ma oggi sembra che vogliono riaffermarlo prepotentemente, perché ha pareggiato l'Heracles sul campo del Twente dopo aver ridotto le distanze, ed è 2-2 il parziale, quindi gara super scoppiettante. Speriamo invece che quella del Cagliari possa sbloccarsi a favore nostra nei prossimi minuti e possa tornare ad avere anche quell'inventiva vista nella prima metà. Nuovi commenti da YouTube, Franci? Sì, tra l'altro qua su YouTube si chiedono, perché nella Gazzetta girava la notizia che Ranieri, in caso il Cagliari avesse perso, si sarebbe pensato ad una sostituzione con un altro mister, e qua chiedono: se non vince oggi Ranieri che fine fa? Ma sarebbe, non saprei, io sono stato anche criticato per la mia posizione per quanto riguarda il mio onesto parere. Bisogna dare fiducia a un allenatore come Ranieri, che l'anno scorso ti ha portato con calma e con anzi una grande compattezza di squadra, con la rivalutazione delle tue stesse capacità a rigiocarti, anzi poi a salire in Serie A. Queste prime 8 giornate è vero che sono state molto deludenti, e di conseguenza è normale che ci sia un po' di delusione anche attorno alle scelte di Ranieri, che non sono state sempre state perfette assolutamente, ma io starei compatto, perché in questo momento risaliti in Serie A, se si iniziano a cercare colpevoli dopo appena 8 giornate, essendo anche la squadra salita tramite i playoff, quindi quella che in Serie B diciamo ha dimostrato un po' meno a livello di totale di punti, diventa poi difficile, perché quando rompi un ambiente, quando rompi un progetto, è complicato poi affidarla a un'altra persona, visto che poi i conti e il mercato si è fatto con un'altra idea, e ci vogliono davvero un coniglio dal cappello. Effettivamente se si cambia in questo momento vedremo un po', ma speriamo che non ci sia neanche il problema. Speriamo che oggi ci portiamo a casa questa vittoria, Franci, no? E andiamo tranquilli verso la prossima settimana, no? Direi che è quello che tutti aspettiamo. Lo vogliamo assolutamente e lo speriamo con tutti noi stessi per quanto riguarda questo match tra Salernitana e Cagliari. Intanto è iniziato il match in Liga per quanto riguarda le due compagini Girona e Almeria, che si danno battaglia da 2 minuti a questa parte. Noi vi aggiorneremo sul risultato, e a sto punto mi aspetto qualche altro cambio. Abbiamo parlato di un uomo, un finalizzatore un po' più presente, un po' più concreto, e i minuti passano, e a sto punto penso che tra poco Ranieri ricorrerà ancora a una mossa della panchina con l'inserimento di un giocatore dalle caratteristiche differenti, perché effettivamente Francia negli ultimi minuti è un po' calata la spinta offensiva. Pensi che entri Petagna? Vedremo, Petagna o Pavoletti lo sapremo solo con il tempo. Noi ci fermiamo un attimino per la pubblicità e poi torniamo per collegarci direttamente con Vittorio Sanni. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici.
Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ci prova il Cagliari in quel di Salerno qualche minuto fa, un cross dalla sinistra su cui Costil si è dovuto allungare per smanacciare oltre, non troppo sicura diciamo così l'uscita del portiere francese. Cagliari che cerca di mettere maggiore pressione sulla difesa della squadra campana, che in questo momento sta pareggiando appunto 0-0. Abbiamo visto dei movimenti in panchina, Franci, probabilmente tra qualche minuto potrebbe entrare un nuovo interprete per il Cagliari. Esatto, abbiamo visto muoversi Ianto, ma ancora nulla di certo, quindi vedremo con chi lo sostituirà. Secondo te, Andre? Vedremo un po'. A questo punto qualcuno del centrocampo, forse De Iola per cercare un po' più di sprint, o Prati che magari è un po' stanco. Noi intanto non siamo stanchi, anzi siamo pronti, carichi per andare a seguire la partita direttamente tramite la voce di Vittorio Sanna. Sono 63 minuti giocati per la precisione 18 nel secondo tempo. Adesso tenta di andare via la Salernitana, ma c'è un recupero palla sulla spinta subita, in questo caso a Goldaniga nel duello con Dia. C'è il calcio di punizione per il Cagliari quando siamo, ripeto, al minuto numero 19. Abbiamo visto Ianto che si stava preparando per l'ingresso in campo, ma quello che manca al Cagliari in questo momento è presenza dentro l'area di rigore. Sono passati già 2 palloni dentro l'area senza che ci fosse nessuno in grado di dare fastidio, e malgrado questo ha comunque faticato il portiere della Salernitana a neutralizzare il pallone. Fuori di stadio, dentro Ianco, e questo la mossa di Ranieri. Rimane comunque il vuoto dentro l'area di rigore sui cross, ma c'è un giocatore che sa inserire di più. Vediamo come lo utilizzerà in questo momento della partita, con il Cagliari che imposta con il passaggio verso sinistra dove c'è il prolungamento per Augello che porta il pallone dal centro per Makumbu, passato dall'altra parte, quindi Viola in favore di Prati attaccato, rende all'indietro ancora il pallone, da questi ancora verso Prati, da Dossena verso Prati, il pallone in avanti per il movimento di De Iola che si libera, invita Augello per il cross, la palla ribattuta, tentava di servire Luvumbo, pallone recuperato da Mazzocchi e poi rimpallo in fallo laterale. 20° minuto del secondo tempo, serve un attaccante dentro l'area secondo me, e con i passaggi di Augello, dello stesso Zappa da destra, i palloni che vengono messi all'interno dell'area non trovano un finalizzatore di testa, un finalizzatore che metta i muscoli, e in questo momento sembra mancare. È uscito Listanio, è entrato Ianco, non abbiamo posto rimedio a questo problema, abbiamo probabilmente intensificato la presenza in mezzo al campo, ma attenzione alla Salernitana che riparte portando avanti il pallone, limite dell'area, tentativo di dribbling, chiude molto bene Makumbu portando via il pallone, lo appoggia in direzione di Viola, il lancio di Viola a sinistra per Luvumbo, ottimo Luvumbo che può partire da ala, punta verso l'area, Luvumbo, il sinistro che viene messo in calcio d'angolo dall'intervento in chiusura di Federico Fazio, che non permette che il pallone arrivi verso la porta. Sarà calcio d'angolo per il Cagliari. Anche in queste situazioni dobbiamo contare su De Iola, possiamo contare su Dossena, forse anche su Goldaniga. Vediamo chi dei due è disposto a segnare tra De Iola e Dossena. Secondo me tutti e due potrebbero andare al colpo di testa ora che Viola è in campo e può confezionare cioccolatini. Dalla destra del portiere parte il cross di Viola, la palla all'interno, il colpo di testa, la palla purtroppo era un cioccolatino schiacciato basso, il pallone messo in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora da parte cagliaritana. 21° minuto del secondo tempo, il pallone per Makumbu che lo ottiene, aspetta e poi cede a Prati che rende ancora al suo compagno di squadra. Makumbu che esita avendo il pallone tra i piedi,
dall'indietro per Zappa, da Zappa a destra per il controllo di Goldaniga, poi Makumbu che può partire, ancora il cambio gioco troppo corto, intercettato dall'intervento di ripiegamento di Candreva, mi pare sia lui il giocatore che ha intuito tutto, il pallone centrale in direzione del 23 della squadra di casa, cioè John Bear, retropassaggio poi per Costil attaccato a Luvumbo, rilancio di Costil centrale, il colpo di testa a prolungare con Dia che tenta di scattare nel duello con Dossena, non tocca al meglio Dia, Dossena la meglio, la palla per Prati ancora in direzione di De Iola che apre su Zappa che porta il pallone, si ferma, da Makumbu, alza la testa Makumbu, dall'altra parte c'è Augello, poi si è servito il controllo di Viola, non di Augello, che può accelerare, entra in area Viola al sinistro, il pallone quella volta deviato, finisce in calcio d'angolo. 21:55 nel secondo tempo, mettiamoci una punta e vinciamo la partita, il risultato rimane per ora sullo 0-0 lì nello studio. Un secondo tempo che ancora non riesce a darci una rete da parte del Cagliari, ma un Cagliari che sta continuando a provare con tanta verve in questa partita, un Viola che ci sta provando, buono l'accelerazione per tentare poi il tiro, palla deviata e calcio d'angolo, un Cagliari che coi calci d'angolo non era così affine, Franci, abbiamo una statistica che ne parla, mentre oggi con una Salernitana che gioca in maniera rocciosa, quando si va a difendere, che cerca più la deviazione che la ripartenza veloce, siamo saliti abbastanza. Com'era la statistica prima di oggi? Sì, sempre nella guida al campionato il Cagliari risulta 17esimo con 29 angoli tirati, mentre la Salernitana quinta con 46. Quindi si sta ribaltando un po' la situazione per quanto riguarda le statistiche, quindi vedremo se poi il Cagliari con questa soluzione che nel corso dell'anno non è stata adottata tanto perché non c'è stata l'occasione, ma poi effettivamente non ha neanche portato a chissà quali risultati, oggi può essere la volta giusta, speriamo lo sia, perché comunque è un'altra risorsa importante, con dei giocatori che comunque sanno svettare, sanno essere pericolosi col gioco aereo. Certo, manca quello più pericoloso di tutti in campo, che è Pavoletti. Qualche istante or sono, anzi più di qualche istante or sono, è caduto Luvumbo fuori area per un intervento del giocatore della Salernitana, l'arbitro ha lasciato correre, è successo lo stesso 25 secondi dopo e invece ha fischiato il fallo contro il Cagliari, però questa volta nel corso della parte centrale del campo. Sì, un classico, diciamo, no? Un classico, dice la nostra Franci. Niente di strano. Sì, cambiano i risultati, anzi cambia il risultato per quanto riguarda la partita di Liga tra Girona e Almeria, dopo appena 2 minuti il vantaggio della squadra ospite con l'1-0, quindi che sembrava delimitare una partita di stampo ospite, appunto. Il pareggio immediato del Girona, ma annullato poi effettivamente per fuorigioco, e quindi il risultato che rimane sull'1-0 per l'Almeria. Intanto ci ha provato anche il Cagliari a sbloccare il risultato, sempre col solito Zito Luvumbo, che è entrato in area, doppio passo, tenta ancora il sinistro, ma Fazio ormai ha premuto la marcatura da quel lato, sa che Luvumbo va sul sinistro e va sempre là e la mette sempre lontana poi dai pericoli per la porta difesa da Costil, Franci. Sì, Luvumbo ci prova, ma Fazio, diciamo, sembra preso, non gliene fa passare una per il momento, e sicuramente si aspettava che era difficile da tenere Luvumbo come giocatore, e si sta impegnando proprio per far sì che non abbia nessun via di fuga da lui. Sì. Perché Fazio poi è un giocatore molto esperto, è un giocatore che l'età parla per lui, anche le sue esperienze, visto che ha giocato titolare alla Roma ai tempi in cui la Roma giocava tra l'altro veramente bene, e di conseguenza conosce come arginare gli avversari che sono 10 volte più veloci di lui, però con il fisico e imponendosi rispetto a loro. È arrivato un giallo per il Cagliari, Franci, qualche minuto fa, quello per Prati, per un intervento a centrocampo, andato a trattenere vistosamente l'avversario prima del cerchio di centrocampo. Giallo per il mediano del Cagliari, non mi ricordo neanche altri falli suoi. Ha valutato come tattico Chiffi l'intervento, il tentativo di non far partire l'avversario, di conseguenza ha deciso di punire con l'ammonizione il giovane interprete della squadra sarda.
opinabile. Francesca l'ho vista con un ghigno non troppo convinto, cosa ne pensi? Ma di quest'arbitro cosa ne penso? No, sì, di come sta conducendo questa partita, dici un po'. Ma diciamo che speravo migliorasse nel secondo tempo, perché non vedo per quale motivo appunto tutto questo odio verso il nostro Cagliari, però non è in partita. Non vedo, no, esatto. Non è assolutamente in partita oggi il direttore di gara. Ci scrive Luigi, giusto per ricordare che Chiffi era al VAR il giorno che Ronaldo diede un calcio in faccia a Cragno, ce lo ricordiamo, quell'espulsione non data e poi la tripletta di Ronaldo successiva dopo aver distrutto il nostro portiere. Quindi diciamo che anche in passato abbiamo avuto delle divergenze con Chiffi a livello di valutazione. Sicuramente quell'episodio era stato uno dei più lampanti, in cui non si capiva veramente come fosse possibile che un giocatore che entra sulla faccia dell'avversario non venisse punito con il cartellino rosso. Ringraziamo Luigi tra l'altro per avercelo segnalato e speriamo invece che il Cagliari possa terminare in modo differente questa partita rispetto al finale del match in cui Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di quel fallo. Ma fino a questo momento il Cagliari sta creando di più, ma ancora manca quella pericolosità lampante, perché è vero che entriamo in area ma siamo un po' prevedibili, Franci. Sì, un Cagliari che sta tirando in porta molto di più rispetto alle precedenti, ma come scrivono anche qui su YouTube, serve la cattiveria che farà la differenza, perché è pressante, è più presente, ma c'è sempre quel ma che fa sì che la partita sia ancora 0-0, che non ci fa piacere per niente. Intanto arrivano altri risultati per quanto riguarda l'altro campo di Serie A, che sta vedendo disputare la partita tra Bologna e Frosinone. Al 63esimo, 10 minuti or sono, è stato segnato il Frosinone la rete del 2-1, con ancora il Bologna in vantaggio. Il rigore di Sule, giocatore di proprietà della Juve, che si è reso protagonista anche di un ottimo passato trascorso in primavera. È davvero un giocatore interessante, che quindi trova un'altra delle sue realizzazioni. Ha avuto qualche problema Dossena, Franci? Sì, l'ho visto a terra e sta uscendo perché sicuramente ha il cambio pronto. Ranieri non è riuscito a riprendersi, quindi sicuramente Dossena esce dal campo Dossena e entra Aubert. Ecco, sì. Entra Roberto al suo posto, quindi questa la soluzione di qualche minuto or sono adottata da Ranieri per quanto riguarda i rossoblù. Speriamo nulla di grave per Dossena, speriamo siano solo un po' di crampi, perché sapevamo non fosse in condizione eccelsa, anche vista l'esclusione nella scorsa partita, ma a questo punto entra Aubert, che si deve far perdonare un po' di inesperienza vista nelle ultime uscite. Lui ha le caratteristiche anche per aiutare la fase offensiva in modo maggiore del Cagliari, perché la verticalizzazione è nelle sue corde, l'abbiamo visto fare soprattutto in primavera, e quindi ci aspettiamo molto dal giocatore appena entrato al posto di Dossena. Speriamo tutto bene per Dossena, Franci. Speriamo, ci mancherebbe solo che sarebbe uno dei tanti che dobbiamo poi aspettare nelle partite. No. Dire speriamo di no, teniamo l'idea positiva. Intanto ha raddoppiato il Nantes per quanto riguarda i match collegati, quello di Ligue 1 in particolare, 2-0 del Nantes sul Montpellier, e sono finite entrambe le partite di Eredivisie che vi ricordiamo. Excelsior Zwolle è terminata sul 2-4, mentre Heracles contro Twente è finita sul 2-2. Ci ha provato la Salernitana da palla inattiva qualche minuto fa, calcio d'angolo di Candreva sul secondo palo, Boteim forse è andato a concludere, non ne sono sicuro, però palla che è comunque terminata fuori. E intanto Salernitana che continua a mettere in campo più risorse possibile, perché c'è stato il cambio un paio di giri di lancette fa, con l'uscita di Koulibaly e Candreva per Legoschi e Ciauna, quindi doppio cambio anche per Inzaghi. Cerca di smuovere qualcosa in questa partita, Franci.
Beh, anche la Salernitana credo che si trovi nella stessa situazione del Cagliari, anche loro cercano la svolta, quindi credo che sia una partita abbastanza equilibrata ad ora, perché entrambi provano ma non riescono, entrambi cercano di salire o di fare qualche attacco o qualche azione un po' di più pericolosa, ma senza il mordente finale. Esatto, capito? È abbastanza equilibrata come match. Sì, un match che si sta giocando su livelli di tensione altissimi, che in questo finale sarà determinante, soprattutto poi quando la stanchezza inizia a farsi sentire. Sarà determinante il modo con cui si approccia questa parte finale. Tra pochissimo ci catapulteremo da Vittorio Sanna per immergerci nella partita. Ancora un po' di attesa, ma è comunque un Salernitana Cagliari che sta dando, almeno a livello di risposte, di intenzione da parte del Cagliari, appunto degli esiti importanti. Il Cagliari ci sta provando a metterla dentro, ma manca ancora quel finalizzatore. A questo punto lo richiamiamo a gran voce, perché manca sempre meno. Ci vuole una punta che entri dentro in questo finale per il rossoblu, anche per sfruttare quelle azioni di mischia, quelle azioni inattive che si creano in una parità del genere. Franci, c'è da dire che Ranieri è sempre sorprendente. Oggi mi aspettavo che mettesse Petagna dal primo minuto e non ero l'unica ad aspettarmelo, però ha fatto questo cambio di programma, però non è detto che magari adesso abbia capito che serva appunto qualcosa in più che magari le caratteristiche di Petagna possono darci. Giovare, vedremo anche o Petagna o Pavoletti. Io sai che ti direi più Pavoletti. Dici per Pavoletti? Questo finale, perché secondo me è un finale da azioni sporche, da quelle azioni in cui la palla non ti arriva bene e tu la devi mettere dentro comunque con qualsiasi parte del corpo. Il nostro esperto in questo, l'abbiamo detto tante volte anche l'anno scorso, è la Padula, nel metterle dentro con in qualsiasi modo giusto che la palla entri e basta. Forse Pavoletti oggi, visto che la Padula non può essere presente, può fare il suo ruolo e quindi cercare di essere quell'attaccante di furbescamente presenza in area di rigore. Vedremo un po' se sarà così per quanto riguarda l'eroe di Bari. Noi intanto ci immergiamo per la penultima volta nel match della Rechi tramite la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Cagliari che riparte, Ianco al limite dell'area, Ianco per Luvumbo, gol! Zito Luvumbo sulla palla recuperata al centrocampo, il Cagliari capovolge l'azione e Ianco serve la caramellina a Luvumbo che si libera dall'avversario e deposita in rete per il vantaggio del Cagliari al minuto numero 34. Cagliari in vantaggio, Luvumbo riesce a portare avanti ancora lui il Cagliari in vantaggio quindi in questo momento della partita, quando siamo al 34esimo. Palla rubata al centrocampo da Viola, pallone per Ianco che ha servito Luvumbo di sinistro. Luvumbo è andato a mettere alle spalle di Costil che nulla ha potuto, il pallone lo ha sfiorato e gli è passato vicino al mento, ma si è depositato in gol per il vantaggio del Cagliari al minuto numero 34. Sbloccata la partita su un pallone recuperato da Viola. Sottolineiamo la giocata di Viola che è andato in pressing e con un tecnico scivolato ha rubato la palla, l'ha servita a Ianco e da Ianco il pallone è arrivato a Luvumbo per il gol del vantaggio del Cagliari. Attenzione che Luvumbo ha qualche fastidio muscolare, ancora una volta ha indicato la sua coscia sinistra, mi è parso. Vedremo se a questo punto ci sarà il cambio. 35esimo, quel che è importante è che abbiamo sbloccato la situazione malgrado il Cagliari fosse spuntato e vorrò capire per quale motivo non hanno trovato spazio e non si sta nemmeno pensando a Petagna, Pavoletti e Sciombulo, dove probabilmente ci sono delle cose che noi non sappiamo relativamente anche allo stato di forma di questi giocatori. Nel frattempo giallo per Zappa, verosimilmente ora la Salernitana tenterà di attaccare per trovare immediatamente il pali. 35esimo minuto del secondo tempo, c'è calcio di punizione all'altezza della tre quarti per la squadra di casa, ferita dal gol di Luvumbo che è stato bravissimo ad andare a prendersi il pallone sul passaggio di Ianco, ma ancora più bravo è stato Viola a rubare palla in quella zona di campo per far ripartire immediatamente l'azione. Calcio di punizione per la Salernitana, minuto numero 36 che è appena iniziato, parte il cross all'interno dell'area, il colpo di testa, la palla spinta lontana
è inseguita da Stewart. Ecco lo Stewart che la palla sul sinistro, cross all'interno, Scuffetti a passeggio e per fortuna manda il pallone in calcio d'angolo. Zappa che si lamenta nei confronti di Chiffi per il fallo che ha subito alle spalle, a farfalle, a margherite Scuffetti in questo caso, con Zappa che per fortuna è riuscito a intervenire mandando il pallone in calcio d'angolo, angolo che sta per essere battuto dalla sinistra dello stesso Scuffetti. La rincorsa da parte dei giocatori della Salernitana, parte il cross all'interno, Scuffetti con i pugni riesce ad allontanare, la palla rimane dentro l'aria, viene riproposta alle spalle con il tentativo ancora di mandare avanti, ruba palla Viola, può partire nel settore di sinistra, rallenta, è attaccato, riesce a liberarsi dell'avversario e porta ancora il pallone nel settore di sinistra, ancora Viola, grande azione di Viola nel settore di sinistra, ancora Viola, sta per entrare in area, conquista, no, secondo Chiffi no, non conquista il fallo, pallone recuperato quindi da parte della Salernitana che riparte. 36 minuti e 20 alla Recchi di Salerno, Salernitana 0, Cagliari 1, il gol di Zito Luvumbo, lì dallo studio. E noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante Brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Cagliari quindi in vantaggio dopo il gol di Zito Luvumbo, che ha trasformato un suggerimento in modo ottimo con il suo piattone, colpendo anche mezzo in faccia il sosia di Giroud, quindi ottimo il gol del Cagliari, che poi è andato a sostituire lo stesso Zito Luvumbo con l'ingresso di Shomurodov Franci, quindi Petagna oggi non gioca, c'è poco da fare, non gioca. Ancora mancano quasi finiti i cambi. Finiti i cambi. Allora, oggi riposa. Ci vediamo la prossima. Intanto Shomurodov al posto di Luvumbo, perché Luvumbo era parecchio stanco, l'abbiamo visto anche qualche azione prima di uscire dal campo, una palla recuperata in tre quarti, ha preferito aspettare l'arrivo dei compagni e giostrare il pallone piuttosto che affondare, anche simbolo e segno del fatto che fosse veramente stanco, e quindi vedremo come interpreterà questi ultimi minuti di gara Shomurodov. Un compito importante, quello di andare a disturbare l'impostazione degli avversari, soprattutto, e a conquistare dei palloni importanti. C'è Chiffi che non ha fischiato davvero un fallo al Cagliari su trattenuta, è stato costantemente chiesto di alzarsi ai giocatori, e poi abbiamo visto dei falli a centrocampo uguali, che però effettivamente sono stati chiamati in maniera differente. Una direzione di gara che non ci ha fatto impazzire, mettiamola così, dai, lo possiamo dire con questi termini, Franci, è un po' abbastanza polite. Ma non gli piaceranno i colori della maglia? Gli stanno antipatici, non lo so, non gli piace. Intanto ha segnato l'Almeria il secondo gol sul campo del Girona. Abbiamo parlato del momentaneo pareggio, poi successivamente annullato per una posizione irregolare. Invece in questo momento è 2-0 per il Girona, per l'Almeria, che quindi sta conquistando in questo primo tempo il vantaggio. Un Cagliari che continua adesso
ad aspettare un po' di più la Salernitana. Naturalmente ora bisogna stare attenti soprattutto dal punto di vista difensivo per cercare di arginare gli attacchi della squadra di casa, che saranno presenti e costanti nei confronti del Cagliari. E purtroppo è arrivato il gol del pareggio della Salernitana qualche minuto or sono. Ciaunà è riuscito a battere la difesa del Cagliari, davvero una disattenzione con le maglie troppo larghe, un pallone che è arrivato là, il gol è di Dia, la palla che è rimasta là, gol di Dia che ha battuto Scuffè, che ha toccato ma non ha potuto niente per riuscire a deviare fuori il pallone, quindi si spegne subito la gioia del Cagliari in quel di Salerno, perché effettivamente non è servito a tanto il gol del vantaggio subito dopo il pareggio di Dia, e dobbiamo dire nella prima vera occasione in cui Scuffè poteva salire in cattedra non l'ha fatto. Una palla non semplice da tirare fuori, ma neanche così impossibile sinceramente. Forse il problema non si trovava tra i pali, ma era altro. Ora il Cagliari è costretto a rifare tutto con l'uscita anche di Zito Lovumo, purtroppo, Franci. Sì, sicuramente un problema di difesa, non solo di Scuffetti, che ha toccato la palla, però era sicuramente talmente forte il tiro che non è riuscito a bloccarla in nessun modo. Diciamo un fattore che è capitato già spesso nelle partite precedenti: appena c'è la gioia per il Cagliari poi ricadiamo nei soliti errori di distrazione, sì. Questo succede, ma io non voglio essere negativa, no, non disperiamo. Ci sono ancora qualche giro di lancetta utili per cercare di riportarci in vantaggio e riprendere una vittoria che sembrava arrivata grazie alla rete di Luvumbo, che adesso è in dubbio per colpa del gol della Salernitana, ma un Cagliari che ci sta provando in tutti i modi e che trova il vantaggio, nuovo vantaggio per il Cagliari. Nicolas Viola, dopo essere stato determinante per la rete dell'1-0, anche per il 2-0, trova il suo ruolo da protagonista. Gran cross al centro e colpo di testa del numero 10 rossoblu, 2-1 a Salerno. Partita impazzita come sempre in quel dell'Arechi, è incredibile. Ottimo il suggerimento per Shomurodov, che mette al centro un cross bello facile al giro per Nicolas Viola, che di testa batte un Costil inconsapevole, possiamo dire così, anche in mezzo con la spalla, ma l'importante è che quella palla poi effettivamente sia entrata. Grande suggerimento di Shomurodov, che quindi trova anche il suo primo bonus in questo campionato, la sua prima marca e la sua prima firma nel cartellino dal punto di vista dell'assistenza, ma l'importante è trovare il gol, e l'abbiamo trovato tra l'altro con uno dei giocatori che ancora non aveva esordito, anzi scusate, che aveva fatto solo delle ispezioni di campionato, Nicolas Viola, che a questo punto gli avevamo detto ai 45 minuti per essere protagonista e far rivalutare le tue prestazioni, sembra che lo stia dimostrando, Franci. Sì, tra l'altro era uno dei tanti richiesti nelle partite precedenti, perché tutti lo volevano titolare, tutti sapevano che era uno su cui poter dare fiducia, e oggi Ranieri sicuramente ha creduto in lui, ed ecco il risultato. Ultimi minuti focosi, impazziti. È questo che ci piace. Sì, Salernitana Cagliari è un match che ci abitua a queste emozioni, ci abitua a questa pazzia, a questa imprevedibilità. È un Cagliari che ci prova in ogni modo a tenere ora questo punteggio, e deve farlo con un'attenzione che deve essere completamente diversa da quella dimostrata in precedenza, che aveva permesso alla Salernitana di accorciare le distanze. Ora non ci si deve distrarre in questo finale, perché Nicolas Viola ha riportato in vantaggio i sardi, e quindi finale da difendere per quanto riguarda la squadra isolana. Vedremo tra pochissimo quale sarà il recupero che verrà concesso dall'arbitro Chiffi per questa partita. Lo faremo tramite direttamente la voce del Cagliari Vittorio tra pochissimo. Manca veramente poco, ma dobbiamo dire un Cagliari in questa partita che si è dimostrato combattivo, si è dimostrato mirato verso l'obiettivo che era necessario raggiungere. Fino a questo momento è in vantaggio 2-1 in trasferta a Salerno. Ricordiamo le reti inizialmente di Luvumbo neanche 10 minuti fa, il pareggio di Dia che aveva spento l'entusiasmo del Cagliari, e sull'azione dopo però non si è spento il Cagliari, con Shomurodov che ha trovato al centro Viola per il gol del 2-1. Noi abbiamo finito il tempo, andiamo direttamente a collegarci con il nostro Vittorio Sanna, che ci racconta il recupero di Salernitana Cagliari.
Chiaramente partita che doveva essere capovolta con quella che era la scaramanzia, e chi segna il colore viola. L'abbiamo anche citato in introduzione che cosa aveva fatto per scacciare la sfortuna. La sfortuna va cacciata con altrettanta sfortuna o con un simbolo di questo tipo. Il colore viola è per antonomasia il colore della sfortuna, invece in questo caso per il Cagliari ha rappresentato la fortuna vera, non solo il pallone recuperato in occasione del gol di Lovumbo, ma anche il gol di testa sul passaggio di Shomurodov. E dobbiamo dire poi alla fine che Janko, Shomurodov e via dicendo sono quei giocatori, lo stesso Viola, che inseriti da Ranieri, e quando capitano queste cose finisce per avere ragione lui, hanno portato chiaramente a questa situazione. Attenzione, perché l'arbitro sta andando a vedere una cosa scusate, non so cosa, possibile rigore per la Salernitana. Praticamente Legoschi, il contatto con un giocatore con Deiola, forse, vediamo un po'. Chiffi va a vedere un probabile fallo di mano, secondo lui, da parte del giocatore del Cagliari. Non si vede niente praticamente da quello che viene riproposto. Chiffi guarda verso il campo, probabilmente non gli hanno ancora proposto l'immagine, nel campo non credo che si veda il replay. Adesso guarda verso il monitor, vediamo un po', è Viola che va a contatto con l'avversario, mette la mano avanti nel duello con Legoschi e lo tocca con la mano. È tutto viola, è tutto viola. Mi pare di poter dire che il fallo di mano c'è, addirittura mi sembrerebbe addirittura intenzionale, e quindi probabilmente Chiffi deciderà per il calcio di rigore. Il contratto con la mano esiste, è nettissimo, mi pare di poter dire che il rigore c'è, che tra poco verrà decretato in favore della Salernitana. Passano nel frattempo i minuti, non so cosa stanno guardando, ma mi pare di poter dire che dopo la pancia c'è il rimpallo di pancia. Forse il tocco che potrebbe in qualche modo indurre a non fischiare il rigore è il fatto che l'avversario, cioè Legoschi, abbia toccato il pallone con la pancia, quindi in questo caso il fallo di mano potrebbe non essere volontario. Vediamo la decisione dell'arbitro, attenzione, dopo aver visto il monitor, calcio di rigore dopo aver visto il monitor, rimpallo sulla pancia dell'avversario a 30 centimetri di distanza, e per l'arbitro il fallo di mano è volontario, e comunque il fallo di mano è da punire con il calcio di rigore, per il fatto che viene decretato il penalty. Ora tocca a Scuffè, se vuole salvare il Cagliari, se vuole salvare la vittoria del Cagliari, tocca a Scuffè che viene, sul quale va Chiffi a dargli le indicazioni. 94esimo minuto, purtroppo calcio di rigore per la Salernitana. Viola che tenta ancora di giustificarsi con il direttore di gara, e Dia che si porta al dischetto. Dia contro Scuffette, minuto numero 49 del secondo tempo, 94esimo. I postumi dell'influenza, vi chiedo di perdonarmeli. È pronto Dia per la battuta, Dia contro Scuffette che si riporta sulla linea di porta mentre Dia raccoglie nuovamente il pallone. Il Cagliari continua a discutere con Chiffi per questa decisione. Il richiamo è stato del signor Valeri di Roma, che sta lontano da qui, a Lissone. È pronto per la battuta Dia contro Scuffette, parte Dia. Il tiro e il gol, pareggio della Salernitana, pallone nel 7, nulla da fare per il giocatore del Cagliari Scuffette, pallone alto sulla sua destra, 2-2, doppietta di Dia che raggiunge ancora una volta il Cagliari quando siamo al 95esimo minuto. Tutto viola, dobbiamo dire, il pomeriggio del Cagliari, perché Viola aveva portato con il solo palla il Cagliari in vantaggio, lo ha riportato in vantaggio, e poi però il fallo di mano, il suo, che ha portato a questo punto al pareggio di Dia su calcio di rigore trasformato perfettamente sotto la traversa, nulla da fare per Scuffetti, impossibile prenderlo. Rigore quindi trasformato, 2-2 punteggio, applaude Iervolino per quanto riguarda la Salernitana per questo 2-2 raggiunto ancora a Dia.
vedremo quanto rimarrà da giocare dopo il pareggio della Salernitana. Siamo 5 minuti oltre e non so se sono altri 5 minuti che partiranno da ora. Nel frattempo pallone buttato fuori da Obert in modo incomprensibile. La rimessa con le mani in favore della Salernitana. Attenzione, settore di destra. Chiusura e arbitro che manda, vediamo, no, fa ripetere la rimessa con le mani. Fa ripetere la rimessa con le mani nel settore destro, scusate, ma è capitato l'imprevisto e l'imprevedibile in questo finale, un po' ci ha soffocato la gioia che c'era del 2-1. Attenzione ancora al pallone che gira con la Salernitana che tenta di impostare a sinistra con il suo numero 7 Martegani, indietreggia, attacca Janko, pallone che viene allontanato, forse fuori gioco, no, rientrato perfettamente Dia, ancora lui l'autore della doppietta, cambia gioco, pallone arretrato, viene però raggiunto, tenuto in campo ancora dalla squadra di casa che attacca addirittura alla ricerca della possibile vittoria. Attenzione, pallone di Stewart che va al cross, pallone in calcio d'angolo, angolo per la Salernitana. 97esimo minuto, siamo già 2 minuti oltre il 95esimo. Angolo affidato ancora una volta al piede di, mi pare, Bradaric. Tutto pronto per il cross, attenzione, parte lo spiovente dentro l'area, attenzione il colpo di testa di Augello, poi la palla che va verso l'esterno dell'area, viene ceduta all'indietro ancora per Maggiore lo mette al centro per il tentativo ancora in avanti, attenzione, palla dentro l'area, Mazzocchi che incespica e per fortuna conclusione sbagliata da parte di Equemesi che aveva cercato di trovare lo specchio della porta, ha mandato larghissimo alla sinistra del portiere, occasione per il 3-2 in favore della Salernitana con Equemesi che se l'è mangiata letteralmente calciando lontanissimo dalla porta ma da posizione veramente ghiotta. Ammonito Makumbu, Chiffi sta mettendo la sua impronta sulla partita e siamo al 98esimo minuto, c'è il rinvio al fondo da parte di Scuffet. Makumbu che abitualmente è un giocatore che non protesta, con Chiffi anche lui ha perso le staffe, il rilancio lungo, la palla al di là della linea centrale del campo, Sciomuro dove di testa, carambola il pallone nella sinistra, attenzione a Viola che tenta di accelerare, Viola settore di sinistra, tiene forse in gioco il pallone, non lo so, recupera De Iola, dà all'indietro, attenzione attacco del Cagliari, il cross all'interno del colpo di testa da parte di Janko centrale, non riesce ad angolare, palla intercettata dal portiere. Riparte ancora la Salernitana e siamo 3 minuti oltre il 95esimo. Ancora la palla giocata centralmente per Stewart, attenzione, Stewart si avvicina all'area, pallone dentro, Dia si volta, palla sull'avversario e poi Cagliari che recupera, tenta di ripartire con Obert, Shomurodov, serve ancora Viola, scatta a destra Janko, il pallone in sua direzione, Janko che tenta di arrivare sul pallone, arriva prima di lui Jomber che dà l'indietro per il portiere Costil che può controllare, per Chiffi si continua e siamo 3 minuti e mezzo oltre il 95esimo. Pallone ancora avanti, il colpo di testa di Goldaniga 2 volte, poi la palla calciata lontano, non scatta più Janko, palla direttamente in fallo di fondo con Prati che ha i crampi, con Inzaghi che praticamente va a izzare i suoi, Prati che viene invitato a rialzarsi dai suoi stessi compagni e siamo 4 minuti oltre il 95, ma da dove si li è tolti questi altri 4 minuti? Attenzione, il tentativo di tiro da parte di Martegani, un pallone lontanissimo dai pali. A mio giudizio 5 minuti di recupero ulteriore sono troppi perché il gioco era stato fermato al 92esimo, quindi doveva al massimo recuperare 3 minuti, ma c'è anche il minuto che hai utilizzato per batterlo il rigore, quindi al massimo doveva essere 2 minuti, si fa oltre di 5 minuti, è proprio un uomo originale questo signor Chiffi. Dice che c'è ancora 1 minuto da giocare, Scuffette porta il pallone dall'altra parte per andare a battere questa rimessa al fondo, amaro in bocca perché avevamo la vittoria in pugno e poi il pugno, o meglio il palmo della mano, è quello in cui ha battuto la palla che Lewandowski stava portando avanti e che ha portato al calcio di rigore trasformato poi da Dia. Tutto pronto per battere il pallone avanti al di là della linea centrale del campo.
girato in avanti ancora per Viola che può prolungare, non riesce a passare Shomurodov, arriva ancora il Cagliari, ancora Viola, protegge il pallone, va verso il fondo, Viola, c'è l'intervento alle sue spalle per l'arbitro, tutto regolare. No, viene fiscato il calcio di punizione, attenzione, ultima opportunità per il Cagliari, anche se siamo oltre il quinto minuto del recupero. No, c'è una munizione a Jomberg che va a picchiare l'arbitro, non ci arriva, non avrebbe avuto, è andato in modo minaccioso nei confronti dell'arbitro che lo ha ammonito e va ancora a mandare tutti a quel paese. Ultima opportunità per il Cagliari, tutti a saltare quando siamo 7 minuti oltre il 95esimo, veramente un'eternità rispetto a quello che è successo, tutto frutto dell'originalità di questo arbitro che si chiama Chiffi. È pronto Viola, il pallone verrà messo dentro l'area di rigore, va a terra un giocatore, parte il cross, palla allontanata, fuori area, ancora un colpo di testa da parte del Cagliari con Makumbu che insegue il pallone, lo dà all'indietro per Scuffet e siamo al 7° minuto di recupero. L'arbitro fischia in questo momento, finisce 2-2, nessuno è contento, si minacciano i diversi giocatori. Goldaniga dice qualcosa a un suo avversario, Dia tiene in barca la Salernitana, il Cagliari ha tentato di buttarla giù e di scavalcarla. L'amarezza per la squadra rossoblù che per 2 volte era andata in vantaggio. Tutto questo è capitato peraltro negli ultimi 11 minuti di tempo regolamentare. A te Andrea. Sì, una partita che quindi si conclude con un 2-2 che lascia l'amore in bocca a entrambe, soprattutto al Cagliari che si era portato in vantaggio per ultimo, poi recuperato dal fallo di mano di Viola che ha portato al rigore di Dia e quindi la doppietta. Noi siamo andati oltre il tempo, Vito, visto Chiffi e le sue idee di recupero, un commento veloce sul match e poi vediamo, proiettiamoci anche al prossimo incontro del Cagliari. Tentando di leggere le cose positive, è un Cagliari che stava vincendo a Salerno, quindi che può giocarsela con le dirette concorrenti in questo momento del campionato e che è una squadra che può crescere, lo abbiamo detto tantissime altre volte. Sta recuperando dei giocatori importanti, ha giocato con Mancoso e Nandez che sono 2 fuoriclasse solo nel primo tempo, perché sono 2 giocatori che avevano del peso addosso, uno del recupero, l'altro per l'infortunio, e si è finito quindi con questo puntino. Angelo nel frattempo discute con Chiffi per quello che è successo, perché effettivamente il rimpallo sul corpo di Legoschi era un attenuante nei confronti dei Viola, ma l'arbitro non l'ha pensata così, ha ritenuto che Viola lo avesse messo la mano alla ricerca del pallone e per questo ha fischiato il calcio di rigore suggerito da Marini. Ma intanto 2-2 ancora una volta con una diretta antagonista, siamo pari negli scontri diretti con quelle che sono le squadre di bassa classifica, manca la vittoria ed è un peccato, perché con la vittoria sarebbe cambiato lo spirito della squadra e avremmo affrontato le prossime probabilmente con una serenità in più. Invece ci manca ancora, la dovremmo inseguire ulteriormente e questo è un po' l'assillo, la pressione che dobbiamo gestire. Io ringrazio Vittorio Stanna per essere stato con noi, gli do appuntamento alla prossima partita del Cagliari, ovvero domenica prossima in casa alle 12:30 contro il Frosinone. Vito, questa casalinga dobbiamo andare a vincere la settimana prossima. Speriamo bene, grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Ringraziamo anche Francesca Alberghina che è stata qua oggi con noi a farci compagnia, a darci le sue statistiche anche grazie a Guida del Campionato. Grazie Franci, come sempre gentilissima, speriamo di poter raccontare una vittoria presto. Grazie Andre, sì, io testa la prossima, 0 negatività. Sì, noi salutiamo tutti coloro che sono stati in ascolto e vi lasciamo ai programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Salza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazze di 4 mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari Castello Pantera
Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol.